ecco, era giusto ricordare questo giorno. Oggi lo ricorderanno tutti. Ieri qualcosina, 2 giorni fa, penso di essere stata l'unica sabato che ha ricordato questo giorno, perché penso semplicemente che dovremmo ricordare tutti i giorni, con 77 guerre che ci sono nel mondo, con tutti questi bambini, persone, civili, soldati giovanissimi che muoiono senza neanche sapere il perché. Però è giusto anche che ci sia la giornata della memoria. Il problema è cosa c'è dopo la giornata della memoria, cosa si fa anche l'Europa specialmente per cercare di dialogare, di fare la prevenzione prima che succedano i disastri. Poi vediamo quello che sta succedendo in America. Questa signora stava uscendo con la sua macchina, andando via, paf! Infermiere che stava cercando di salvare una donna, paf! Allora io mi domando, o che il mondo è impazzito, perché qualcuno li vota questi personaggi, non è che piovono a caso. Il problema sono i soldi. Con i soldi, specialmente poi in America, ma anche qua, riesci a fare tutto quello che vuoi. Compri i voti, compri le persone. E se uno è in difficoltà, anche sì. Allora io mi domando, noi facciamo la rendicontazione e guai se sbagliamo il mondo del volontariato, dove vanno a finire quelle pochi euro che ti danno di sovvenzione? Ma perché non facciamo anche far questo, la rendicontazione ai sindaci? Ma io ti do tot soldi, tu come li hai spesi? E se li spendi male, visto che devi firmare tu, ho capito cosa hai fatto con i soldi che ti ho dato. Quanti soldi abbiamo dato al Sud? Quanti soldi abbiamo dato al Sud? Dove sono andati a finire? Quante veramente persone avremmo potuto trovare? Avete visto, sta franando tutto. Una mareggiata, è vero, sta cambiando il clima. Ma si sapeva? Io ho gli esperti che vengono quasi tutti i giorni in questa trasmissione e dico, Mirella, gliel'abbiamo detto in tutte le salse, cioè cosa dobbiamo fare più di così? Ma non vengono ascoltati perché regna il business. Il business è una cosa che distrugge, sta distruggendo i valori, il business. Ho citato l'America, ma potrei citarne tantissimi altri, questi dittatori, che il popolo muore da fame, ma loro sono straricchi, non basta mai, poi hanno gli stati che li accolgono, vanno a prenderli con l'aereo, li salvano. Allora io direi che sarebbe utile anche iniziare a parlare con chi invece del lavoro ha fatto il proprio valore della vita, anche gli agricoltori. Avete visto a Bruxelles cosa è successo, ma come? Qui abbiamo delle regole, poi cosa ci arriverà, cosa mangeremo, cosa faremo. Avete visto cosa ci danno da mangiare? La carne, l'avete vista? L'avete sentito? Avete sentito qualcuno che abbia detto qualcosa? Come è andata a finire? C'è una commissione che indaga? Questo macello è stato chiuso? Dove sono andate a finire tutte quelle tonnellate di carne messe in commercio con l'etichetta cambiata? Allora poi ci dicono dovete mangiare sano. Sì, certo, e come no? E dammi i soldi che mangio sano. Allora questa mattina ne parlerò col dottor Enzo Trevisin, presidente Federazione Regionale Ordini Agronomi Forestali, con Carlo Salvan, presidente Coldiretti Veneto, e con Maurizio Antonini, direttore Comitato Agricoltori Italiani Veneto. Grazie. Veramente grazie di essere qui, per me è un onore ospitarvi stamattina, ma non è per sviolinare, sapete, ma perché siete sul pezzo. Io non ne posso più di parlare con gente che non sa neanche di cosa parli, si inventa, tirano fuori gli assi dalle tasche e delle volte ti dico scusa, ma c'è un'altra cosa la domanda che ho fatto, non passare il cerino da un'altra parte, rispondi alla domanda, e so che con voi posso fare questo. Allora inizierei proprio da Carlo Salvan, presidente Coldiretti Veneto. Allora Salvan, cosa sta succedendo? Ci dica la verità. Siete veramente, direi, molto preoccupati per come stanno andando le cose, l'Europa, abbiamo bisogno di grandi spazi per seminare, per coltivare, per produrre, ma la popolazione diminuisce. Mangiamo meno perché sono quasi tutti diversamente giovani e abbiamo più bisogno di più spazi per chissà cosa. Allora, ci dica la verità, come vede lei la situazione, Presidente? Intanto buongiorno Mirella, buongiorno anche a tutti i suoi spettatori e saluto anche ovviamente tutti gli altri invitati. Oggi la situazione è molto tesa e preoccupante a livello internazionale, anche per i motivi che ha detto lei prima.
noi ovviamente guardiamo al nostro settore, anche se, come facciamo sempre, non vogliamo fare un discorso meramente legato al settore agricolo strettamente inteso, ma allargarlo il più possibile alla comunità, alla collettività in cui ci troviamo. Lei ha parlato giustamente prima che bisogna mangiare sano. Ecco, oggi per mangiare sano è ovvio che bisogna comprare un prodotto che non si può pensare venga basato soltanto sul prezzo, ma soprattutto sulla qualità, e soprattutto nel nostro paese che per tutta una serie di motivi non è in grado di competere con i costi produttivi di altre parti d'Europa e soprattutto di altre parti del mondo. Allora oggi quello che probabilmente chiediamo con forza all'Europa in maniera sempre più incisiva anche insieme alle altre organizzazioni è quello di puntare sulla trasparenza e sulla tracciabilità, su quello che è tutto il processo di etichettatura obbligatoria dell'origine del prodotto, che noi riteniamo fondamentale per far consentire al cittadino consumatore di poter effettuare una scelta in base sicuramente ai propri portafogli, ma anche una consapevolezza diversa su quello che è un prodotto che non è soltanto un prodotto in quanto tale, ma è qualcosa che mangia almeno 3 volte al giorno. E quindi su questo penso che ci sia ora le condizioni per poter ribadire con forza, come abbiamo fatto a Strasburgo qualche giorno fa, come abbiamo fatto a Bruxelles alla metà di dicembre, ribadire la centralità del sistema agroalimentare, che è una centralità indiscutibile, ma soprattutto in chiave di salute e di sanità della nostra popolazione, che oggi deve avere a disposizione un cibo non soltanto a buon costo, ma soprattutto di qualità e sano. Ed è quello che abbiamo contestato all'Unione Europea in tutte le sue forme, per il fatto che le importazioni oggi, non soltanto dal Sud America, come abbiamo parlato del Mercosur in questi giorni, ma da tutte le parti del mondo, oggi conoscono purtroppo un grado di controllo e di incidenza da parte delle autorità delegate appunto a effettuare i controlli all'ingresso delle frontiere, che è troppo basso, per non dire ridicolo, rispetto all'esigenza che abbiamo. Quindi su questo l'auspicio e l'esigenza che manifestiamo come organizzazioni agricole, come Coldiretti nel mio caso, è che le autorità sia nazionali che italiane, ma soprattutto quelle comunitarie, siano in grado di mettere in atto velocemente un sistema di controllo rapido, tempestivo, sia interno che esterno, di quello che arriva dalle frontiere e di quello che viene messo poi negli scaffali del supermercato. Perché su questo dobbiamo anche essere onesti, guardarci con il mondo della trasformazione e con il mondo della distribuzione, mondi dei quali non possiamo fare assolutamente a meno, ma che devono essere dalla nostra parte nel garantire appunto un accesso al cibo che sia non soltanto basato sul prezzo, ma soprattutto sulla sua qualità. Salvan, ma lei ha detto quando questa merce arriva alle frontiere, ma forse non dobbiamo lavorare prima che arrivi alle frontiere, perché quando arriva alle frontiere è già fatto il gioco. E soprattutto, secondo lei, il Mercosur sarà questo grande mercato, determinerà quello che abbiamo appena detto, o sarà la grande speculazione che farà il mercato, Salvan? Perché quello, alla fine c'è sempre questo, la speculazione. Allora, al Banco Solidale mi sono arrivate più di 30 casse di radicchio tardivo, perché non riuscivano a piazzarlo, poveretti. Io l'ho guardato, bellissimo, fantastico. Non è che forse c'è qualcosa che non va? Allora, tanto vino, tanto radicchio, poi non riusciamo a smerzarlo perché tutti cercano di guadagnare qualcosa, poveretti sono quegli agricoltori, io darei a loro il premio Nobel per come riescono a rimanere in piedi, non sanno più cosa inventarsi, dalle quote latte sono passati a seminare radicchio, diciamo la verità, è sparito tutto. Ma sembra che forse anche i nostri parlamentari, perché la colpa è sempre di Roma e dell'Europa, ma mi sembra che a Roma abbiamo i parlamentari, mi sembra, senatori, onorevoli, anche strapagati, non sappiamo mai cosa fanno, commissione zero, trasparenza zero. Andiamo in Europa, è colpa dell'Europa, ma ci siamo anche noi in Europa che firmiamo, o sbaglio, Salvan? Cioè io vorrei capire i nostri europarlamentari che venissero davanti, no, su internet, davanti alle telecamere, visto che ne abbiamo anche tanti televisioni, a dire cosa fanno e cosa firmano, perché c'è la loro firma. Lei ha mai sentito qualcuno che ha detto ho firmato questo, abbiamo nomi e cognomi di chi firmano queste cose? Allora voi andate là, siete stati ricevuti da chi, Salvan? Nelle recenti manifestazioni la nostra era un'iniziativa di protesta nei confronti dell'atteggiamento e delle scelte politiche fatte dalla Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen, e la vicenda Mercosur è proprio probabilmente la vicenda che riassume tutte quelle cose che lei ha appena
detto prima di me, nel senso che l'accordo di libero scambio tra l'Europa e alcuni paesi del Sud America, apro e chiudo la parentesi, accordi di cui abbiamo bisogno come sistema agroalimentare, perché noi abbiamo una vocazione all'export che dobbiamo assolutamente preservare e anzi implementare e integrare, ma questo accordo per noi deve diventare una nuova modalità di approccio verso i paesi esteri nella gestione degli scambi commerciali, perché proprio per il fatto che parliamo di agroalimentare e di cibo non possiamo più permetterci, come è successo nel passato, anche a causa di scelte politiche fatte dai nostri interlocutori europei, fatte dai nostri rappresentanti nazionali, che hanno utilizzato purtroppo molto spesso l'agricoltura come merce di scambio a favore di altri settori, anche italiani, in questo caso parliamo dei decenni precedenti ovviamente, a favore di altri settori, dalla siderurgia all'automotive, alla metalmeccanica, eccetera, hanno sacrificato e hanno svilito il ruolo dell'agricoltura. Ecco, dobbiamo invertire questo tipo di relazione, questo tipo di rapporto, rimettere al centro l'agricoltura in questi accordi commerciali, fare in modo che prima che parta la nave, prima che parta il viaggio aereo che trasporta o carne o latte o zucchero o quello che è da altri paesi del mondo, prima di arrivare in Europa, ci sia la sicurezza che questi sono fatti con la stessa metodologia, con le stesse caratteristiche, con le stesse modalità di produzione, di allevamento e di pesca che abbiamo noi in Europa e soprattutto in Italia. Perché a noi impongono limiti di ogni tipo, assolutamente comprensibili, soprattutto se in tema è il gioco, la salute delle persone, ma al tempo stesso ci permettiamo di importare da tutte le parti del mondo prodotti agricoli e agroalimentari che quei metodi di coltivazione nemmeno sanno che cosa siano. Quindi noi chiediamo all'Europa di poter avere una maggiore rigidità e più rispetto per i nostri agricoltori e per il nostro mondo dell'agroalimentare, che oggi può diventare un'opportunità, lo è già, ma lo può diventare ancora di più. Allora, le famiglie sono più prudenti nei consumi, anche se la spesa finale è aumentata e la propensione a risparmio è salita al 9% nel 2024. 2025 devo ancora avere i dati. La perdita del potere d'acquisto rende più difficile per molte famiglie affrontare spese, non soltanto quelle straordinarie per la salute ad esempio, ma anche quelle essenziali, che è il mangiare. Io ne so qualcosa perché ho un banco solidale. Quanti banchi solidali sono nati? Sono famiglie per bene che non riescono ad arrivare neppure alla seconda settimana del mese con 2 stipendi, perché tutto costa tantissimo, anche spostarsi per andare al lavoro, e c'è qualcosa che non torna, i numeri non tornano, anche se ho avuto delle eccellenti economisti che hanno detto all'estero va molto bene, l'Italia è molto rispettata, Meloni si sta muovendo molto bene, però quando arrivi in Italia i problemi sono i nostri problemi che non riusciamo ad andare avanti. Allora, Maurizio Antonini, direttore Comitato Agricoltori Italiani Veneto, come vedete voi la situazione? Federazione Italiana Agricoltori. Come vedete voi la situazione dopo che abbiamo sentito anche Carlo Salvà? Beh, guarda, la situazione è sicuramente una situazione molto difficile per le nostre aziende agricole, soprattutto nel comparto Veneto, soprattutto per quel comparto che oggi dà qualità, dà garanzia di produzione. Siamo andati a Bruxelles, siamo andati a Strasburgo per protestare questo e guardi, voglio solo far passare un'idea. Questa Presidente del Consiglio è andata in Paraguay a firmare, no, l'accordo e quindi nessuno ci dava, o meglio tutti ci davano per scontato il fatto che l'accordo passava. Siamo andati a Strasburgo, abbiamo protestato, siamo riusciti a bloccare questo accordo perché secondo noi la reciprocità, come è già stato detto dal Presidente Salvà, e il standard ambientali e produttivi che dobbiamo imporre all'interno del Mercosur sono elementi determinanti per la sopravvivenza del nostro comparto agricolo, soprattutto nel Veneto in cui ci sono le eccellenze. E poi guardi, l'altro elemento determinante, lo ha detto lei oggi in questo momento, è l'aspetto economico. È vero, le aziende, o meglio le famiglie e i consumatori guardano sempre di più alla spesa, ma stiamo molto attenti. Fatto 100 il valore finale, solo il 10% va agli agricoltori e quindi è su questo che noi dobbiamo mettere in campo quelle politiche che oggi ne diano la possibilità ai consumatori di avere un prezzo adeguato, ma soprattutto agli agricoltori di avere quell'euro in più per la sopravvivenza. Quasi 15.000 aziende sono cessate negli ultimi 10 anni nel Veneto, è un elemento importante da non sottovalutare. Quando cessa un'azienda agricola, l'azienda non è solo produttrice di prodotto, ma anche è quell'azienda
che guarda il territorio, guarda l'ambiente, guarda il paesaggio, e quindi ecco, su quello noi dobbiamo restare molto fermi e dar valore ai nostri prodotti, dar valore alle nostre aziende agricole. Quindi dobbiamo mettere in campo quelle politiche che oggi ne diano la possibilità a sopravvivere alle nostre aziende agricole. Solo per l'ultimo problema che noi abbiamo oggi nel settore lattiero-caseario, il problema del latte, che oggi riveste un aspetto determinante per quasi 1500 aziende nel Veneto che producono latte, che vedono il loro prezzo del latte sempre su una situazione di grossa difficoltà. Oggi vendono il proprio latte a sottoprezzo e quindi non ci stiamo anche a questi elementi economici, e quindi dobbiamo dar valore a questo, dobbiamo far sì che le nostre aziende abbiano una redditività migliore. Sì, ma quello che volevo capire, Antonini, con chi vi confrontate quando andate in Europa? Perché noi abbiamo i nostri parlamentari, perché a questo punto io mi domando cosa serve che abbiamo i parlamentari se poi giustamente dovete andare voi per reclamare i diritti che avete. È questo che non mi torna, capisce? Perché noi strapaghiamo, queste persone si portano a casa 20.000 euro al mese minimo. Ecco, con un staff di, mi dicono, 8-10 persone, non so cosa fanno, vorrei anche capirlo, perché insomma a questo punto veramente, perché è una situazione, guardate che io sono molto preoccupata per questo 2026, non so voi, ma io sì. Io non riesco a capire, e le quote latte l'hanno insegnato, cosa è successo, perché qualcuno non ha controllato, i furbi sappiamo che nel paese esistono. C'è questo confronto, cioè dovete andare voi a cercare di far capire che le cose non vanno quando ormai il gioco è quasi fatto. Giustamente voi avete detto siamo riusciti a bloccare, bravi, complimenti, vuol dire che contate, perché non so cosa mangeremo se voi veramente finite di lavorare, qualcuno deve anche pensarci, non è che mangeremo le formiche, perché non c'è più neanche a quelle fra poco. Allora questo confronto, questa prevenzione, questo tavolo di commissioni che dovrebbe essere fatto con voi in Europa, siete voi che dovete andare a questi tavoli anche regionali. Io mi domando, l'ho detto anche ieri, anche a livello regionale, le commissioni dovrebbero essere fatte da chi veramente si occupa di quel problema, non da politici messi là che non sai neanche, ma questo capisce cosa dico? Cioè non è possibile che una sanità, con tutto il rispetto che oggi sia un macellaio, con tutto il rispetto che ho per i macellai, cioè io gliel'ho detto e continuo a dirlo, volete capire che noi abbiamo delle persone preparate, che sono le associazioni veramente che presento tutte le mattine, che sanno il problema, che fanno delle proposte concrete. Se siete riusciti a bloccare vuol dire che voi avete messo il dito nella piaga. Allora hanno preso paura e detto no, è meglio qua che ci fermiamo un attimo. Allora sentiamo cosa ne dice anche Renzo Trevisin, questo ordine degli agronomi forestali. Ecco, le ha sentite, sono veramente due persone per bene che sanno quello che dicono e sono preoccupati, poi chi li ascolterà? Perché è qua il problema. Prego Trevisin. Grazie. Intanto io provengo da una famiglia di agricoltori, quindi conosco bene il mondo agricolo, no? Adesso in questo ruolo di tecnico come presidente dell'ordine di tutti gli ordini regionali di dottori agronomi e forestali, noi riteniamo importante e strategico quello che è stato appena detto da Salvan, per esempio, no? La centralità del sistema agroalimentare deve essere messa al centro per tutto quello che ne consegue sull'alimentazione, la salute dei cittadini, avere un cibo sano, quindi su questo, ecco. E quello che diceva Antonini, per esempio, anche rispetto alle quote latte, ma la salvaguardia del territorio, e io ritengo che l'azione fatta dalle associazioni di categoria a Bruxelles e che quindi deve essere anche riportata nei nostri territori, perché noi dal basso, cioè tutti quelli che fanno parte del mondo produttivo, si devono investire di una responsabilità, di un confronto con gli amministratori, con la politica, no? E quindi io ritengo che sia strategico, importante che chi sta dall'altra parte, cioè chi amministra la nostra regione, il nostro Stato, l'Europa, sia a fronte di richieste che vengono
dal mondo produttivo, dal mondo dei professionisti, debbano aprire un confronto, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Allora, noi abbiamo appena ieri assistito a un tavolo regionale sulla sburocratizzazione, no? E a cui sono state invitate l'associazione dei produttori, dei commercianti, del mondo industriale, e noi professionisti al momento possiamo soltanto chiedere. Allora ieri ho fatto la richiesta di partecipare a questo tavolo a nome dei nostri professionisti, ma le dirò di più. 15 giorni fa ho mandato a nome dei geologi, veterinari, periti agrari, agrotecnici, dottori agronomi forestali la richiesta di un incontro al presidente Stefani. Noi rappresentiamo circa 8.000 professionisti che lavorano a spalla a spalla con le aziende agricole, che lavorano alla tutela del territorio, se pensiamo anche al dissesto idrogeologico, che lavoriamo sui territori, e l'azione dei professionisti deve essere in sinergia con quelle che sono le politiche regionali e con quelle che sono le esigenze aziendali, altrimenti non si costruisce. Quindi adesso aspettiamo la possibilità di partecipare a questi tavoli, di avere un confronto e un incontro, perché i professionisti sono quelli che fanno, diciamo così, da trade union fra quelle che sono le politiche regionali, ma anche nazionali, perché lavoriamo anche su tavoli nazionali, e quelle che sono le esigenze del mondo produttivo. E quindi in passato siamo stati esclusi da questi tavoli. Noi adesso abbiamo chiesto con forza la possibilità di partecipare a questi tavoli, perché riteniamo che il contributo che viene dato dal basso, dalle aziende, dal mondo produttivo, ma anche dai professionisti, sia quello che aiuta a costruire un percorso virtuoso per il futuro, perché altrimenti siamo veramente preoccupati di quello che succederà in futuro. Ritorno sul sistema della centralità del sistema agroalimentare e ambientale, aggiungo io, perché da questo deriva poi la salute dei cittadini, che deve essere al centro delle politiche non solo regionali ma anche nazionali ed europee, perché vediamo quello che succede insomma in giro per il mondo. Ecco, lei prima ha accennato nell'apertura alla giornata della memoria. La giornata della memoria, io ho avuto la fortuna e la sfortuna di avere mio padre nei campi di concentramento della Germania. Sfortuna perché ha vissuto una cosa tragica, fortuna perché lui è uno dei pochi che è ritornato, no? Quindi altrimenti io non sarei qua. E quindi dico, di queste cose non ci dobbiamo dimenticare, perché la centralità della persona deve essere sempre messa al primo posto, no? Vabbè, ma torniamo a quello che sono. Noi abbiamo chiesto di partecipare a questo tavolo sulla sburocratizzazione, in cui porteremo una nostra proposta. Non so se si legge da casa, insomma, quindi stiamo elaborando una proposta per far sì che le procedure relative ai finanziamenti del compendio di sviluppo rurale del Veneto possano essere semplificate, per non dover ogni volta rincorrere le scadenze, di avere una burocrazia. Scusa Trevisi, ma lei si è mai incontrato con Salvan, Antonini e questi tavoli regionali? No, perché noi come professionisti non veniamo mai invitati. Ecco, e quindi noi chiediamo di essere invitati per poter, dopo nell'operatività i nostri iscritti lavorano con le aziende del mondo agricolo, eccetera, però se si riesce a sedersi prima a un tavolo, ritengo che poi anche quelle che sono i contributi che la Regione eroga a favore delle aziende possano essere meglio indirizzati e anche semplificati nelle procedure. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi torniamo ai nostri ospiti. Veloce Rinaldo, mi raccomando, vai. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire, non a Roma, se ne sarebbe sento mia da dire, un paese come l'Italia, con tutte le eccellenze che avevano gli altri, da Puglia a Calabria a Sicilia al Veneto, tutti i limoni da Spagna, gli asparagi dal Perù, ma le cose non mi scelga, che la roba che abbiamo in Italia non è in nessuna parte del mondo, è qualità, è la bontà della roba. Bisogna onorare la fatica che fa i contadini, che si sporca le mani, che si spacca la vita, non trattare in quella maniera che tocca vendere la roba. E la dice Rosso, chissà cosa gli deve di lavoro, chi è che lo sa? Lo sa il presidente che è a Trevisan, è da 30 anni,
Cosa ha avuto quel Sappia? Queste robe a 30 anni, Mirella. Che voi gente esperta, che sappia cosa che vi è vita, cosa che va che si in mercati, ma siamo di fare delle robe astratte per i fiori giovani. I fiori giovani non sanno cosa che vuol dire e forse bisogna insegnargli, perché al futuro, se solo di giovani, bisogna ai giovani dargli spazio, insegnargli, introdurli nella politica lavorativa, fargli sapere e si toccasse comando, cosa che vuol dire ma dai Mirella, in Italia non ne manca niente, da bellezza, arte e bravura, tutto l'avremo, ma dopo siamo andati a finire in Europa, che siamo stati i primi fautori all'Europa, dobbiamo tirare dentro tutti i paesi più poveri che va bene, chiederemo solo che stai perché mi viene gli aiutiamo. E cosa siamo? E adesso dipendiamo da loro, perché 4 carote e marce si vuole mandarne qua in Italia. Se da mangiare buono, gliene avremo finché di voi. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie, abbiamo sentito anche le riflessioni di Rinaldo, torniamo da Carlo Salvan, ecco cosa ne pensa di quello che ha sentito anche dal dottor Trevisin, questi tavoli che sono fondamentali, importanti, fatti da persone che sanno, che sono nel pezzo del problema. Ecco, si spera, perché mi sembra che ci sia un'apertura anche regionale. Mi è piaciuto molto l'apertura che ha fatto il nuovo presidente Alberto Stefani, che ha detto basta discussioni, dobbiamo lavorare tutti assieme. Vedi che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, bisogna vedere se lo lasceranno fare, perché punto di domanda. Però l'importante è che abbia capito della squadra. Io ho avuto un ingegnere idraulico, si parlava dei bacini di laminazione, e lui ha detto una cosa importantissima, Salvan, ha detto, vedi Mirella, noi quando ci sediamo attorno a un tavolo non è che ci sono solo io che so, io devo avere varie forze che sanno di cosa sto parlando, perché abbiamo bisogno di tante idee, ma di persone competenti che devono sedersi attorno al tavolo, non solo io ho bisogno anche di sentire altre voci, questo vale per tutto. Possibile che non riusciamo con i numeri che avete, perché voi avete dei numeri importanti, lo dico come i sindaci hanno gli eserciti, che sono i cittadini che li votano, però c'è questa paura di andare contro il partito, la segreteria, la linea politica. Ecco, voi avete visto, Bruxelles ha dovuto ritirare quello che aveva deciso, perché voi fate paura quando veramente siete nel pezzo tutti assieme. Prego Salvan. Sicuramente la forza di organizzazioni sindacali di rappresentanza, come anche di quelle dei enti locali e di istituzioni, è una forza che, se usata bene, può portare distante. Ed è quello che dicevo prima. Per troppi anni in Europa anche il mondo agricolo è stato rappresentato da persone di scarso livello, oppure che erano mandate in Europa soltanto perché non riuscivano a trovare collocazione nel paese. Si chiamavano trombati, Salvan, dico io, non lo dice lei, ma si chiamavano trombati. Il concetto più o meno è quello. Oggi abbiamo bisogno, e penso che ci sia una rappresentanza che quantomeno sa che deve ascoltare le organizzazioni di categoria, sa anche che però l'Europa funziona essenzialmente in un modo, che è quello del compromesso. I cittadini, anche gli ascoltatori, devono essere a conoscenza che l'Europa è fatta oggi da 27 paesi e ci sono 27 agricolture diverse, e anche la stessa agricoltura nazionale di un singolo paese è diversa al suo interno. In Europa, quando si prendono decisioni, e ho avuto modo di vederlo anche con i miei occhi alcuni anni fa, potendo visitare i palazzi comunitari, bisogna essere pronti a trattare qualsiasi cosa. Dico banalmente, quando mi richiedono di quell'esperienza, che bisogna trattare anche il cappuccino al bar alla mattina prima di entrare in Parlamento. Questo perché proprio ci sono esigenze le più disparate possibili all'interno degli organismi comunitari e all'interno dello stesso settore economico. Quello che è importante è trovare una sintesi che sia di salvaguardia e che sia di visione, di prospettiva di futuro, che è quella che purtroppo per troppo tempo è mancata. Oggi abbiamo le condizioni sia per quanto riguarda gli accordi commerciali, perché abbiamo in qualche modo rallentato, non bloccato quello del Mercosur, ma domani, anzi oggi, si sta già parlando di fare quello con l'India, che è un paese di oltre 1 miliardo di abitanti, quindi una realtà economica ancora più impattante, ancora più importante. E quindi è necessario esserci, giustamente si diceva prima, a questi tavoli di confronto e di decisione. Esserci però con le idee chiare e con le idee di futuro che dicevo prima. Quindi noi come organizzazioni ce la mettiamo tutta, attraverso anche dopo il governo nazionale, per dare quello che noi riteniamo essere la prospettiva.
Perché quando si parlava prima, l'ascoltatore parlava banalmente di limoni e carote, banalmente nel senso ovviamente di prodotti tra virgolette semplici, pensiamo soltanto al fatto di come troviamo al supermercato oggi le banane che costano meno delle mele. Le mele che sono magari coltivate o prodotte vicino al supermercato stesso non hanno competizione economica con un prodotto che si è fatto un viaggio in nave e che dopo abbiamo visto anche recentemente purtroppo come vengono realizzate le banane e che oggi costano meno appunto di questi prodotti che facciamo in casa nostra. Ecco, questa è la distorsione del mercato libero, del mercato globalizzato, che non tutela nemmeno gli agricoltori di questi paesi che purtroppo oggi vivono in condizioni di miseria oltre che di pericolo per le condizioni di lavoro stesse in cui si trovano ad operare. L'Europa deve imparare ad usare gli accordi commerciali non soltanto per valorizzare giustamente la propria produzione, ma anche per far capire a questi paesi che non possono più sfruttare i propri agricoltori e fargli fare la vita che noi abbiamo conosciuto forse nel Medioevo e che oggi devono dare un riscatto economico e sociale anche a queste popolazioni. L'importante è che dopo il cittadino sappia che quel limone, quella mela, quella carota, che sia dal Perù, che sia da Padova o che sia dalla Germania, venga chiaramente indicato. Che dopo costi meno o costi di più, su questo ovviamente ci dobbiamo e ci possiamo ragionare, ma deve esserci la consapevolezza a 360 gradi che quando si compra un prodotto si sappia da dove arriva. La stessa cosa vale anche per il latte che citava prima il direttore Antonini. Noi abbiamo raggiunto per fortuna negli ultimi anni quasi l'autosufficienza nella produzione di latte quando abbiamo avuto grandi scandali, grandi problemi che hanno portato a serie problematiche di produzione. Oggi abbiamo delle tipicità come il grana, come il parmigiano e tantissimi altri formaggi che sono una potenza di carattere economica e produttiva per i nostri allevatori, per i nostri consorzi e le nostre cooperative. Dobbiamo fare in modo che questi percorsi vengano moltiplicati anche su tutti gli altri prodotti che oggi purtroppo non vedono riconosciuto il loro valore economico e la professionalità dei nostri agricoltori. Allora, io ieri ho avuto un esperto di rapporti internazionali, Padoan, il quale ha detto chiaramente perché vendo il prodotto che mi arriva con la nave al posto, come diceva adesso Salvan, delle banane e delle mele. Perché mi conviene, perché i costi sono quelli. Io ho più facilità a vendere il prodotto che arriva alla nave con un prezzo anche basso rispetto a quello che produco. Allora c'è qualcosa che non torna, Salvan. Si dovrebbe interrompere questa catena, perché ho capito globalizzazione, ma dove ci sta portando la globalizzazione? Ma perché devo avere le ciliegie, le fragole, devo avere tutti quei prodotti che poi quei soldi che hanno in tasca la maggior parte degli italiani non è che si vendano tantissimo, però devo avere tutto. Nel supermercato devo avere anche la nicchia del chilometro zero, siccome siamo molto furbi, non a caso la trovate, hanno capito che c'è questa richiesta, che la gente si sta anche svegliando, fortunatamente, io sempre sveglia Veneti, ecco sarà ora che si svegli, capire che piuttosto che vada dal fruttivendolo vicino è meglio che io quel fruttivendolo lo metto in un angoletto e faccio trovare il chilometro a chilometro zero. E ho citato proprio l'altro giorno, io vado dal fruttivendolo e c'erano 8 persone che aspettavano la salsa siciliana, perché è buonissima. Allora ho chiesto al fruttivendolo, ma questi prodotti che vengono da mamma mia Mirella, magari li avessimo, c'è una richiesta enorme, sfortunatamente col tempo che c'è stato arrivano poche cose, ma c'è tanta richiesta di questi prodotti. Allora Salvano, non sarebbe il tempo di dirlo, visto che voi avete gli eserciti, a qualcuno che dovrebbe fare questo? Capire dove vogliamo andare a parare. Ecco, questo che io voglio capire. Cosa voglio andare a mangiare nel futuro ai nostri giovani? E non sono d'accordo con Rinaldo che i nostri giovani non sanno e come sanno. Sono loro che dimostrano per l'ambiente, che scendono nelle piazze per l'ambiente, calma, non sanno. Anzi, sono più avanti di quello che... È che non li facciamo vedere, anzi adesso se protesti hai 1000 problemi, meglio ecco, capire anche dove andiamo a parare. Allora, Antonini, ecco, sarebbe il tempo di capire anche cosa possiamo avere
commerciare anche di nostro prima di andare ad acquistare altro, però purtroppo Padoan ha detto ieri tranquillamente purtroppo il mercato lo fa la borsa che decide, ecco, quello che comprerò, quello che venderò. E voi non lo sapete, l'avete sentito ieri. Allora Antonini, cosa dice questo agricoltore quando vi riunite? Questa filiera che da anni parliamo che è troppo lunga e che guadagna sempre quello l'ultimo che vende, mai quello che veramente inizia al mattino a alzarsi alle 3, che non fa un giorno di ferie, che continua a lavorare. Cosa dicono adesso gli agricoltori? Io li vedo anche molto giovani, è vero che saranno anche meno, però vedo che c'è questa voglia di prendere in mano la situazione. Prego Antonini. Beh, mi ha dato un asset importante i giovani in agricoltura, l'8% del settore primario, e quindi uno dei settori più ampi. Nell'ultimo quinquennio si sono insediati più di 2000 nuovi agricoltori nel Veneto. Cosa dire, Mirella, su quello che lei ha detto? Dobbiamo cambiare mentalità, i consumatori devono cambiare mentalità, i consumatori devono capire quali sono i prodotti del territorio, e quindi ecco, quindi è già stato detto dal Presidente Salvà, importante l'etichettatura, è importante che nel momento in cui io vado al supermercato, vado a comprare un prodotto, che veda la provenienza di quel prodotto. È importantissimo questo, perché sapere che quel prodotto viene nel territorio, magari nel territorio veneto, è un elemento importantissimo, perché così vuol dire dar valore al prodotto, ma soprattutto agli agricoltori. Quindi dobbiamo cambiare anche noi la mentalità nell'acquisto. Noi non posso avere le fragole a dicembre, o non posso avere le ciliegie a febbraio. Voglio dire, dobbiamo cambiare anche questa mentalità del consumatore, e dobbiamo avere la possibilità e la capacità di fare squadra su questo, e quindi il mondo dei consumatori con il mondo dell'agricoltura deve avere una sinergia importante per la valorizzazione di quei prodotti che vanno nei mercati. Però l'altro aspetto, e lo ripeto, è l'aspetto della redditività. Dobbiamo mettere in campo quelle politiche che non ci siano concorrenze sleali, perché noi oggi siamo di fronte a questo, siamo di fronte al doppio prezzo, siamo di fronte al prezzo del ribasso, siamo di fronte al fatto che molto spesso gli agricoltori vengono penalizzati e le loro produzioni vengono penalizzate. E quindi ecco, su questo dobbiamo mettere in campo quelle politiche, ma come organizzazioni agricole stiamo nei tavoli ministeriali e anche nei tavoli regionali per fare emergere questo e per cercare di far sì che queste discrasie non ci siano nei mercati complessivi. Pubblicità. Gianfranco Valeri da Cessalto. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Mi rivolgo al rappresentante del mondo agricolo. Secondo me, per anticipare tutto, io sono un anziano e questa è la mia esperienza, per anticipare tutto ci vorrebbe che il governo in giro di 10 anni, massimo 10 anni, trasformasse tutte le aziende agricole italiane in bio, investire in quei prodotti, trasformarli tutti in aziende bio. Vedrà che noi esporteremo in tutto il mondo i nostri prodotti, anche se costeranno di più. Volevo sparire il rappresentante. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Prego Antonini, grazie Gianfranco. Sì, la questione del biologico è un aspetto importantissimo, però purtroppo vediamo che ultimamente sta calando la ricerca del biologico sul mercato. Però è un argomento molto molto importante. Il biologico è un sistema agricolo importante che certifica anche una qualità delle culture, una qualità del prodotto che dà nella linea della salubrità. Questo non è sufficiente nel momento in cui vediamo la redditività di questo, perché vediamo che un prodotto biologico ha sicuramente un costo maggiore rispetto a un prodotto convenzionale, e quindi noi su questo dobbiamo essere molto, molto pragmatici. Dobbiamo sì valorizzare il biologico, dobbiamo valorizzare anche i prodotti convenzionali con minor utilizzo e oggi
si sono ridotte quasi del 30% l'utilizzo di fitofarmaci e fitosanitari per quanto riguarda le colture per la coltivazione dei nostri prodotti e la produzione dei nostri prodotti. Molto chiaro. Trevisin, come commentiamo? Ecco, i dati sono confortanti, mi diceva anche lei, per i giovani, anche nel vostro settore. C'è questa voglia di riprendere un po' in mano la situazione da parte di questo mondo, perché il futuro è nelle loro mani, di sicuro non c'è niente da fare. Prego. Certo, io dicevo anche ai miei colleghi, no, che fino a qualche anno fa dicevo voi siete il futuro, adesso vi dico voi siete il presente, no? Cioè i giovani sono il presente anche nella nostra professione come lo sono nel mondo imprenditoriale. Se vogliamo fare veramente una svolta sia dal punto di vista delle capacità imprenditoriali sia dal punto di vista delle consulenze nell'ambito del settore agroforestale, e adesso si parlava del bio, no? Chiaramente abbiamo delle aziende all'avanguardia che hanno ridotto gli impatti, lo diceva adesso Antonini, già del 30% dell'uso dei fitofarmaci, e nel bio ancora di più, e questo è il futuro verso cui stiamo andando, insomma, perché non possiamo produrre alimenti che dopo vanno a impattare sulla nostra salute. Gli scambi commerciali con i paesi del Sud America devono salvaguardare comunque la salubrità dei prodotti che entrano nei nostri mercati, quindi questo è un punto fermo dal quale noi come italiani, come europei non possiamo retrocedere, perché la salute è il futuro della nostra popolazione. Io vedo che i giovani sono molto attenti a questi aspetti qua. È chiaro che se i prodotti hanno dei costi maggiori rispetto a quelli che invece vengono trattati non con il sistema bio, c'è un problema che deve essere affrontato, perché la redditività deve essere garantita a chi lavora, a chi produce, no? Deve essere garantito un reddito, però nello stesso tempo deve essere garantita la salubrità dei prodotti. L'intervento dei tecnici in questo settore è quello di fare da supporto, il giusto supporto alle aziende agricole, perché si può risparmiare su molte cose, si può risparmiare anche sulle concimazioni. Ci sono degli esperimenti per esempio sulla coltivazione della vite in cui si è eliminata completamente la concimazione azotata, me lo dicevano i nostri colleghi, adesso stiamo seguendo alcuni progetti su questo fronte senza perdere la qualità del prodotto, e quindi l'innovazione scientifica, stiamo lavorando con l'università proprio per andare in questa direzione, cioè i tecnici del settore devono essere a disposizione delle aziende, ma in una sinergia che va nella direzione della tutela di tutta la filiera del sistema agroalimentare. Per esempio è stato accennato il discorso della filiera corta. La filiera corta, quindi portare le aziende a poter vendere, trasformare e vendere i prodotti, è quello che fa la salvaguardia del reddito, dicevo prima, la salvaguardia del reddito. La stagionalità, anche questo è un messaggio che noi dobbiamo dare al consumatore, cioè di consumare i prodotti secondo la produzione stagionale. È inutile che andiamo a cercare i prodotti che non ci sono in questa stagione, no? Andremo a consumare i prodotti di stagione. Che li abbiamo, saranno anche pochi, ma li abbiamo. Andiamo a vedere anche questo agrivoltaico col diretti e poi lo commentiamo. C'è un abuso del territorio per produrre energia. Noi ribadiamo, come abbiamo sempre detto, che le energie rinnovabili benissimo, il voltaico e l'energia solare benissimo, però nel momento in cui è sopra i tetti delle case, delle stalle, dei capannoni, che ne abbiamo tanti, e quello per noi è la linea rossa invalicabile. Parole chiare, precise, durissime da parte del presidente di Coldiretti di Vicenza sul tema dell'agrivoltaico e del fotovoltaico. Una linea rossa invalicabile, dice Guderzo, in quello che sta diventando un vero e proprio Far West. A Malo si sono dati appuntamento sindaci, consiglieri regionali e parlamentari su invito della provincia per fare il punto della situazione, ed è emerso che più di metà dei comuni del Bassanese e dell'area berica sono alle prese con un impianto, una richiesta, un iter che potrebbe portare al consumo di suolo agricolo. Rosà, con il suo maxi agrivoltaico da 80.000 m2, è solo la punta dell'iceberg, e se la Regione fa sapere per bocca del consigliere Roberto Marcato che i campi devono servire solo per produrre cibo e non energia, la presa di posizione di Coldiretti aggiunge una voce alle tante che dicono no ai pannelli sui campi.
I sindaci però fanno notare che hanno le mani legate da una normativa che per molti versi tutela più i progetti di campi agrivoltaici che il volere del territorio. E qualcuno si troverà per forza a dover piegare il capo di fronte alle carte bollate. Prima di abbassare il capo aspettiamo un attimo, è importante comunque aver riscontrato la volontà della politica a tutti i livelli di affrontare finalmente il problema, perché stiamo parlando di una situazione che è evidentemente scappata di mano. Allora, vediamo Salvan se è collegato, mi dicono che è collegato ma non lo vediamo, non è neanche collegato. Non c'è, allora è caduta la linea con Salvan, mi dispiace perché era importante sentire. Antonini, come commenta questo servizio che abbiamo sentito? Pensi che ho avuto un fisico collegato da Genova, il quale quando ha sentito questi 80 metri quadri di fotovoltaico ha detto ma sono fuori a Rosà? Ha detto no, non è, basta un quarto. Fate i conti, ha detto, fate i conti di quello che serve. Quella è la popolazione. Allora capisce che c'è qualcosa che non torna come ha detto questo ragazzo, non è possibile. Abbiamo i capannoni ma continuiamo a mettere questo fotovoltaico nei campi. Allora anche qua sarà una battaglia dura perché è già stato deciso da qualcuno, avete sentito i sindaci, noi non abbiamo potere perché ci troviamo delle norme. Chi ha scritto queste norme? Chi ha fatto questo? Sapete voi chi le ha scritte, chi ha firmato? Capisce che sarebbe ora iniziare a fare anche i nomi e cognomi di chi permette e decide questo. Prego Antonini. Beh, guardi Mirella, su questo noi siamo molto allineati come organizzazioni agricole. 80.000 metri quadri vuol dire 8 ettari a Rosà, ma stiamo discutendo di quasi 150 ettari nel veneziano di agrofotovoltaico e come è già stato detto il terreno per noi è un terreno importante, il terreno deve essere per le produzioni agricole. Ricordo che il Veneto è la seconda regione dopo la Lombardia come consumo del suolo. Non possiamo permettere una situazione di questo tipo. Noi abbiamo necessità oggi che il fotovoltaico è un'energia rinnovabile importantissima, ma la dobbiamo mettere nelle aree idonee dove non si producono, nelle aree disagiate, nei capannoni, nelle stalle, nei tetti. Quello è il posto in cui deve andare i pannelli fotovoltaici. Sui terreni agricoli si deve produrre. Su questo ci deve essere anche un posizionamento da parte della Regione Veneto, perché comunque si deve fare una norma che sia chiara e condivisa. Si deve fare anche una norma condivisa a livello nazionale. Chiaramente noi dobbiamo proteggere i nostri agricoltori e proteggere il terreno agricolo. Sentiamo cosa dice anche il dottor Trevisin. Su questo attualmente c'è una norma vigente che consente l'agrifotovoltaico, cioè l'installazione di pannelli fotovoltaici in terreni agricoli, garantendo però l'80% della produzione. Ecco, quello che io voglio capire, chi va a certificare che con la copertura del terreno garantiamo l'80% della produzione agricola, no? Allora su questa cosa c'è un'incongruenza di fondo. Non è stata fatta chiarezza su questo? No, allora la norma dice questo, la norma è stata fatta a livello nazionale, no? Quindi io dico le norme sono fatte, se sono sbagliate, per essere cambiate. E quindi bisognerà andare in questa direzione, perché chi ha steso questa norma non ha tenuto conto che una copertura totale del terreno non può garantire l'80% della produzione agricola sotto di questo. Questo vuol dire che chi ha steso la norma non ha mai consultato i tecnici, non ha mai consultato il mondo della ricerca sulla fattibilità di questa cosa. È stato detto anche poc'anzi che nel veneziano c'è un progetto da 165 ettari che devono essere coperti. No? I miei colleghi del veneziano mi hanno già segnalato questa cosa e dico: ma chi è che segue questa cosa dal punto di vista tecnico per valutare la fattibilità? Gli enti locali, come è stato detto anche nel filmato, non hanno voce in capitolo, cioè nel senso che loro hanno le mani legate da una norma sovradimensionata, da una norma nazionale, e quindi bisognerà agire a livello nazionale per andare a modificare questa che crea un'incongruità. Noi siamo d'accordo anche noi, abbiamo
sui tetti, sui capannoni, sui fabbricati. Abbiamo tanti di quegli spazi da poter collocare dei fotovoltaici che se li collochiamo tutti andiamo a coprire tutti i tetti, per esempio nelle zone industriali, ne abbiamo da produrre finché vogliamo energia per i nostri territori. Io ritengo che l'energia verde sia il futuro, quindi il solare, che può essere anche, noi abbiamo molto l'idroelettrico senza andare a creare nuovi bacini, no? Come si era ipotizzato in qualche vallata delle nostre montagne, senza andare a sfiorare di nuovo le tragedie che non sono tragedie, che sono del Vajont, no? Che hanno creato tutti questi morti. Perché lì prevaleva ancora una volta il dio denaro. Sta crollando un paese in Sicilia, avete visto? Abbiamo visto, quindi. Stefano da Treviso, vai Stefano. Carissimi, buongiorno, buona giornata a tutti voi. Guardate, stavo seguendo con attenzione quello che stavate dicendo e volevo dirvi questo. Io sono stato un manager per tanti anni, sia come libero professionista anche per grandi multinazionali nell'installazione di impianti fotovoltaici a terra in Italia, quando non si era ancora in grid parity. Allora, io sono perfettamente d'accordo che non si deve occupare superficie dove si deve produrre dalla terra. Però è anche vero che oggi ci sono delle tecnologie dove gli impianti si possono montare, diciamo, a una certa altezza, a 1 metro, 1,5 metri, 2 metri. Quindi si può installare tranquillamente in un terreno l'impianto fotovoltaico senza nulla togliere alla produttività agricola. Ecco, questa cosa bisogna anche dirla. Se poi c'è una normativa in Veneto che possa dare consenso a questo, cioè nel senso di dire non si installano impianti fotovoltaici se non da una certa misura da terra, ecco, forse bisognerebbe vederla in questa ottica, ma non demonizzare le energie rinnovabili, quindi non installiamo assolutamente nulla su terra, perché questa non è una visione corretta delle cose. Ecco, volevo solo dirvi questo, che Dio vi benedica e continuate così. Buona giornata. Allora Stefano, non era questo quello che abbiamo detto. Noi abbiamo detto perché non sfruttare i capannoni, le stalle che abbiamo a disposizione prima di decidere dove mettere questo agrifotovoltaico. Non è che abbiamo detto che non si deve mettere, è perché non si riesce a capire, visto la visione che abbiamo quando giriamo di questi capannoni. Ne abbiamo anche tanti, dire il vero, perché c'è stato l'anno del boom dei capannoni, adesso sono tutti chiusi, le stalle, tutti quei posti dove potremo mettere. Dopodiché si può parlare anche, come dici tu, di capire dove possiamo metterlo in altre zone. Ma è questo che non, perché fare prima una cosa quando abbiamo già la possibilità di farne un'altra. Antonini cosa dice? Questo è il punto, cioè nel senso che noi non siamo assolutamente contrari all'energia rinnovabile, la dobbiamo collocare su posti che non occupano terreno agricolo e dove c'è l'agrifotovoltaico, che sono quelli pannelli che oggi vengono studiati a 2 metri di altezza per la produzione, dobbiamo trovare anche là una percentuale di utilizzo di quel terreno, dobbiamo trovare anche là una percentuale di produzione, perché poi fare questi pannelli e magari fare sotto prato stabile e l'utilizzo, cioè voglio dire, dobbiamo fare delle valutazioni corrette su questo. L'argomento è oggi nei tavoli, va assolutamente studiato, va sicuramente condiviso, però l'elemento determinante è il fatto che noi non dobbiamo occupare terreno agricolo che oggi vengono prodotti di alta qualità, come magari il radicchio di Treviso, ma anche il mais, ma anche i vigneti, ma anche i frutteti, ma anche colture specializzate. Anche perché questo fisico, lui è una persona, io lo voglio molto bene, perché mi dice sempre: Mirella, fatti dare sempre i numeri, perché con i numeri non sbagli. Però io li ho anche contrapposto, ma bisogna vedere chi mi dà i numeri, perché bisogna stare attenti anche a chi ti dà i numeri e che numeri sono, che magari non puoi verificare. Il problema che io non riesco a capire, perché 80.000 metri quadri se ne basta un quarto. Lui i numeri li aveva, ha detto quanta popolazione c'è, 1 più 1 fa 2, dice, non è che... Ecco, anche qua, chi è che decide? Ecco, Treviso, ecco il business,
anche qua il business. Allora chi è che deve controllare secondo lei, Trevisin? Ecco, perché non siamo contrari, però vogliamo capire quanto ne mettiamo, dove lo mettiamo e perché lo mettiamo. Prego. In base alla richiesta, no? Sì, però purtroppo non c'è una norma che definisce che la produzione da energie rinnovabili deve essere collocata nel consumo del territorio, e quindi è il business che poi fa questo tipo di mercato, no? Quindi le energie rinnovabili sono sacrosante e quello sarà il futuro verso cui dobbiamo andare, no? Però bisognerebbe anche inquadrare all'interno, per esempio c'è uno strumento che è quello delle comunità energetiche. Lo strumento delle comunità energetiche consente di circoscrivere la produzione all'interno di un certo ambito territoriale, dove però l'agrivoltaico non entra in questo, no? Perché l'agrivoltaico va in un'altra direzione, cioè quella del business delle multinazionali, parliamoci chiaro, no? Su questa cosa. Allora, o noi riusciamo a avere una norma di riferimento che è quella che potrebbe essere per esempio quella delle comunità energetiche, in cui l'energia pulita, l'energia da fotovoltaico o altre energie rinnovabili sono finalizzate al consumo del territorio, e allora vediamo che c'è la possibilità di limitare le installazioni. È chiaro che l'agricoltura non può essere penalizzata da questo punto di vista, avendo tutte le altre possibilità di installare in altre situazioni. Per esempio le cave, per esempio tutte le cave dismesse che non sono state recuperate all'agricoltura potrebbero essere un'allocazione di questi, e ne abbiamo tante nel nostro territorio veneto, no? di queste superfici. Quindi poi, se dobbiamo andare nel territorio agricolo, anche qui, ma non c'è scritto da nessuna parte, no? Bisognerebbe scriverlo da qualche parte, che in un'azienda agricola si può occupare il massimo un tot percentuale con l'agrifotovoltaico, e non si può occupare tutta l'azienda agricola. Questo poi è importante, no? Perché noi dobbiamo garantire il reddito dell'agricoltura. Sentiamo come ci saluta il nostro direttore agricoltori italiani Veneto, Maurizio Antonini. Provate a chiamare e salvare il telefono per cortesia, che non lo sento più, non lo vedo più. Prego Antonini, come ci saluta? Saluto che, ritornando al ragionamento che facevamo prima sul Marcosul e sulla redditività dei nostri agricoltori, dobbiamo sempre più valorizzare il nostro prodotto e sempre più creare quelle sinergie con i consumatori, perché vanno alla ricerca dei prodotti italiani, dei prodotti veneti nei supermercati, perché dar questo vuol dire dar valore al mondo dell'agricoltura, dar valore agli agricoltori e dar valore al territorio e all'ambiente in cui noi oggi viviamo. E quindi su questo penso che sia una grossa battaglia che noi faremo, battaglia ovviamente politica di organizzazioni agricole che faremo per valorizzare tutto quanto questo, ma soprattutto per valorizzare l'agricoltura veneta e gli agricoltori veneti. Grazie veramente, grazie direttore, mi fa molto piacere averla avuto ospite, vi inviterò ancora perché sarà un tema veramente da discutere anche in futuro. Sono temi molto importanti perché stiamo parlando di salute pubblica, stiamo parlando di mangiare sano, di mangiare i nostri prodotti, magari una bella campagna amica, direttore, con i prodotti del sud, visto che tutti li ricercano, non sarebbe male per vedere, non li vediamo mai. Io sono stata in Sicilia, ho visto della frutta, della verdura, ma una cosa incredibile. Voi non avete idea cosa riescono a produrre per il clima che hanno, naturalmente anche in Calabria. Cioè noi non vediamo mai queste cose. Voi dovreste vedere cosa c'è in Sicilia, cosa riescono a coltivare e che frutti dà la terra. Guardate che è una cosa meravigliosa. Sarebbe male fare una bella campagna amica, i nostri prodotti del nord portarli al sud, visto che giriamo con le navi, visto che abbiamo anche i porti, Antonini, magari non sarebbe mica male per cercare anche di capire cos'è l'Italia, perché vengono dall'estero e comprano le nostre aziende perché sono veramente meravigliose. E noi cosa facciamo? Noi andiamo invece a comprare all'estero perché non ce la fanno. Antonini, cosa dici? Una bella campagna amica con i nostri prodotti meravigliosi italiani?
Sì, abbiamo cercato e stiamo cercando insieme con le nostre aziende del centro-sud di valorizzare i nostri prodotti e di portarli sia i nostri prodotti nel sud ma anche i prodotti del sud, portarli qui da noi. È un lavoro che è faticoso, difficile, perché la commercializzazione di tutto questo è un aspetto importante da non sottovalutare, però come organizzazioni ci stiamo lavorando e pensiamo a breve di avere questa possibilità della valorizzazione dei prodotti italiani. Ce lo faccia sapere, dottor Antonini, ce lo faccia sapere, perché penso sia una cosa veramente importante. Avete capito che ci sono nel pezzo, dottor Antonini, c'è Salvan, mi dispiace che gli hanno fregato lo Smith, Salvan. È arrivata, però indovini che è Claudia De Marco, che è la presidente Federconsumatori di Treviso, perciò continueremo a parlare di questo con Claudia De Marco per capire anche loro cosa stanno facendo. Allora grazie, veramente grazie a Maurizio Antonini, direttore agricoltori italiani Veneto, di essere stato con noi, grazie anche a Carlo Salvan che purtroppo non c'è più ma lo inviterò ancora. Trevisin, come ci saluta? Con quale messaggio? Ma il messaggio è che in una situazione, in una comunità complessa, no? Perché noi viviamo in un sistema complesso, ci voglia la sinergia e la collaborazione di tutti i soggetti, dal mondo politico al mondo produttivo, al mondo dei tecnici, perché solo così riusciamo a fare dei passi avanti. Se invece ognuno va per la sua strada, non facciamo il bene della nostra comunità. Molto chiaro, più chiaro di così, grazie anche al dottor Enzo Trevisin, presidente Federazione Ordine Agronomi Forestali della Regione, perciò abbiamo avuto varie voci questa mattina e sono tutte voci che chiedono di fare squadra tutti assieme e che la politica deve ascoltare. Pubblicità. Una famiglia composta da una persona è considerata povera se ha un reddito inferiore a 640 euro al mese. Una famiglia con un figlio a carico è considerata relativamente povera con un reddito mensile inferiore a 1.400 euro al mese. Il potere d'acquisto ha subito un forte calo negli ultimi anni a causa dell'inflazione, con i salari reali che sono calati tra il 2019 e il 2024 di circa il 10,5%. Allora adesso ne parleremo e ringrazio veramente, l'ho già presentata, Claudia De Marco, presidente Federconsumatori Treviso, ringrazio. Saluto anche Danilo Scatolin che è qui vicino a Mirella, rappresentante legale sindacato generale di base Veneto Treviso. Parleremo di trasporti con Scatolin, cosa sta succedendo, però inizierei proprio dalla presidente De Marco. Non so se ha seguito un pochino quello che ha detto sia il presidente Salvan che Antonini, ecco, e Trevisin, ecco, su questo problema che abbiamo, che è l'agricoltura, l'agrifotovoltaico e soprattutto le famiglie che non hanno soldi da spendere per mangiare sano e mangiare bene. Però c'è questa tendenza, poveretti, quello che riescono a fare. Come vede la situazione, presidente De Marco? Si è bloccata? Non la vediamo, non la sentiamo. Allora riprendiamo dopo perché non la sentiamo, c'è qualcosa che non funziona. Allora parliamo di trasporti. Allora com'è la situazione? La situazione è un po' un disastro perché sono tutti adeguati alle decisioni della Regione, non ci sono interventi strutturali per migliorare la viabilità in genere. E il risultato è quello che vediamo oggi. Quello che vediamo oggi è il risultato che si tocca tutti i giorni. Le strade sono intasate, non c'è un'alternativa al trasporto su gomma, non la vogliono fare. No, che non ci sia. Non la vogliono Sarebbe fare. ferrovia, porti, acqua, nave, visto che siamo circondati dall'acqua e da porti? Assolutamente, quelle vie d'acqua che si potrebbero utilizzare, le ferrovie che si potrebbero utilizzare al meglio. Purtroppo le scelte decise da qualcuno della regione, immagino, sono queste e i risultati sono quelli che tocchiamo tutti i giorni. Lei accennava prima ai salari. I salari è un'emergenza, una vera emergenza.
Il potere di acquisto dei salari, ma ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, è veramente ridotto ai minimi storici e nessuno vuol fare qualcosa su questo problema per risolvere questo problema. Ci sono famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e nessuno vuole... Alla seconda settimana. Bravo, è così. E nessuno vuole fare qualcosa. Ne parlano al momento quando ci sono delle elezioni, per alcuni giorni ne parlano, ma poi va in dimenticatoio. È un'emergenza che va affrontata. Il problema del potere di acquisto dei salari deve essere affrontato con fermezza e risolto una volta per sempre, se vogliamo dare un minimo di risposta ai cittadini. Vediamo se la Presidente De Marco è collegata adesso. Ancora no, perfetto, meglio di così, ha preso anche lo Smith prima. Allora, quello che però non riesco a capire è che lo sanno, perché sanno che ci sono questi numeri. Allora, un italiano, allora leggiamo bene, secondo l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico che ha sede a Parigi, della quale l'Italia fa parte, lo stipendio medio italiano è di circa 35.616 euro lordi. Un italiano quindi porta a casa 2.740 euro lordi al mese su 13 mensilità, 1.980 euro netti al mese, 15,57 euro lordi all'ora, basato su 176 ore al mese, 11,25 euro netti all'ora, basato sempre su 176 ore al mese. Qui però casca l'asino. Meglio, entra in gioco la statistica del pollo di Trilussa. Se uno mangia un pollo e l'altro resta a bocca asciutta, statistica vuole che i due abbiano mangiato mezzo pollo a testa. Invece uno è rimasto a stomaco vuoto. Ecco perché quando guardiamo alla distribuzione del reddito in Italia le cose cambiano. Allora, come commentiamo? C'è poco da commentare. C'è gente che vive al di sopra delle proprie aspettative e altri che non arrivano alla metà del mese. Questo è il problema. Qualcuno, lei faceva il riferimento all'esempio del pollo. Qualcuno mangia il pollo intero e gli altri mangiano le ossa se hanno la fortuna. Chi è che dovrebbe ascoltare queste voci competenti come anche la sua? Danilo Scattolin, lei sa cosa vuol dire trasporto, lei sa cosa costa un trasporto, lei sa perché è meglio comprare i limoni dalla nave che non i limoni che vengono dalla Campania o dalla Sicilia, perché alla fine sono i costi che non reggono, ma perché non sfruttiamo quello che potremmo sfruttare, che è la ferrovia e i porti. Perché? Perché il cemento regna sovrano, Scattolin, questa è la verità. Basta vedere cosa sono riusciti a fare con i fondi del PNRR, solo colate di cemento dappertutto, perché in poco tempo riesco ad avere una soluzione, anche se la soluzione poi non c'è, perché le strade le abbiamo sempre intasate. Cosa dice Scattolin? No, quello che lei ha espresso è la verità sacrosanta che tocchiamo con mano tutti i giorni. O ci si mette in testa che bisogna utilizzare, come dicevamo prima, il trasporto alternativo che può essere la ferrovia, che può essere i canali d'acqua che noi abbiamo, se no, perché i costi del gasolio sono andati alle stelle, il costo del trasporto pubblico è andato alle stelle. Le strade sono sempre più intasate, se non utilizziamo la ferrovia e l'acqua o i porti per fare trasporto con le navi, non ne usciamo da questo problema. È un problema veramente irrisolvibile. Perché non lo vogliono risolvere? Bisognerebbe avere il coraggio di fare delle scelte diverse. Sentiamo Claudia De Marco che finalmente è collegata, Presidente Federconsumatori, non so se ha seguito un po' il dibattito prima e anche durante. Prego Presidente. Buongiorno Mirella, ben trovata e buongiorno a tutti. Sì, guardi, sono assolutamente d'accordo sulla questione dei trasporti, anche perché stiamo vedendo anche come Federconsumatori quanto questo ennesimo aumento delle accise sul diesel avrà ricadute anche poi sui beni di consumo, oltre che il trasporto pubblico, penso alla grande distribuzione. Già il carrello della spesa tra il 2021 e il 2025 è aumentato del 24%, che è una cifra assurda, tanto che l'Antitrust ha avviato un'indagine a cui stiamo partecipando anche come Federconsumatori.
ma è chiaro che il trasporto solo su gomma ha delle ricadute non solo di costi, ma anche di intasamento, di qualità della vita e anche di inquinamento, insomma. Quindi la prospettiva di poter utilizzare anche una mobilità alternativa e integrata è senz'altro uno degli obiettivi che dobbiamo darci come Paese, anche perché anche da un punto di vista delle strade non è che siamo messi proprio benissimo sul territorio nazionale. Ecco. Cos'è che la preoccupa di più, Presidente? Perché è un momento un po' particolare, c'è un cambiamento epocale, qualcuno dice, anche nei consumi, perché veramente con questi stipendi, con queste pensioni non è che si vada molto avanti e non è che con l'aumento di 10-20 euro risolvi il problema del tuo stipendio, della tua pensione. Non a caso abbiamo 6 milioni di poveri, naturalmente non li fanno vedere, non ne parliamo, fanno vedere la pista Cortina, poi chiederò anche di queste infrastrutture a chi serviranno, se i trasporti ne beneficeranno, perché anche qua ho delle discordanze, vorrei sapere poi da Scatolin. Ecco, come vede la situazione? Non è che la politica sta andando in un altro senso, nel senso, ma chi se ne frega delle famiglie povere, dei nostri pensionati, degli operai che sono quelli che tengono in piedi la fabbrica, ma si pagano i CEO, si paga gente che magari fa fallire anche la fabbrica, invece di avere quell'accortezza di capire che se l'operaio non lavora la fabbrica non va avanti, è là il problema. Ecco, perché l'operaio, che è la spina dorsale veramente del paese, ecco, è all'ultimo posto, è quasi una vergogna dire che fai l'operaio, ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati. Poi ci lamentiamo dei giovani, ma chi è che ha fatto questo? Ecco, questo potere importante che avevamo le tute blu, cosa sta succedendo nel paese, Presidente De Marco? Questa figura storica, allora, colpiscono l'operaio, l'artigiano, cioè proprio il know-how del paese, la creatività, prego. Un dato lo ha dato lei, Mirella, quando ha parlato di quasi 6 milioni di persone in povertà assoluta, a cui si aggiungono poi altre 2 milioni di famiglie in situazioni di grave indigenza. Parlava prima dei redditi. Allora, il nostro Osservatorio Nazionale sui Prezzi ha fatto una ricerca e soltanto negli ultimi 5 anni il potere di acquisto, e lo vediamo tutti noi personalmente anche, negli ultimi 5 anni è stato eroso di oltre 5.500 euro, su una situazione che già prima non è che fosse brillante. Ci sono stati una serie di interventi da parte della politica a vari livelli, ma sono sempre stati tutti interventi di brevissimo periodo, e il breve periodo non è più il tempo che va bene adesso, dovrebbero essere interventi di medio e addirittura di lungo periodo, perché quando ci lamentiamo che anche della decrescita della natalità eccetera, ma un giovane che deve mettere su famiglia, che deve pagare un mutuo eccetera, deve avere delle certezze, e le certezze non sono lo sconto in bolletta di 10 euro, è avere certezze di lavoro, di sviluppo, di una società che migliora, sia da un punto di vista economico che sociale, dei diritti, e questo invece non sta accadendo nel nostro paese, anzi siamo in una fase recessiva, se non da un punto di vista proprio strettamente economico, sicuramente da un punto di vista sociale, e lo vediamo anche qui tutti i giorni con le varie notizie che ci arrivano dal territorio veneto, ma non solo, in relazione alla violenza, alla crescita della violenza sulle donne, tra i giovani, quindi oltre all'aspetto proprio della figura storica di cui lei parlava, c'è proprio una crisi della nostra società e dei ritmi e dei valori forse che abbiamo, anzi forse non valori che abbiamo avuto in questo ultimo periodo. Allora andiamo a vedere anche questi trasporti, cosa fa la MOM per le Olimpiadi, e poi ne parliamo con il nostro ospite, perché non ci sono autobus per andare a prendere i ragazzi per noi,
però per le Olimpiadi c'è sempre di tutto e di più, anzi partono da qua e vanno a Cortina. Andiamo a vedere questo servizio. È iniziato il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Milano Cortina, che scatteranno ufficialmente il 6 febbraio prossimo, ed in vista della grande kermesse mondiale anche la MOM di Treviso offrirà il proprio contributo con uomini e mezzi di ultima generazione. Dolomiti Bus ci ha chiesto un aiuto sugli autisti e i mezzi, noi daremo 15 autobus, ovviamente di ultima generazione. Abbiamo 20 autisti che vanno ovviamente a fare in servizio dal giorno 6 al giorno 22 e abbiamo 4 steward, quindi contribuiamo anche noi alle prossime Olimpiadi, che saranno ovviamente a Cortina. Si tratta di bus dove saranno installati panic button per chiamare in caso di necessità le forze dell'ordine in tempi brevissimi e dove i controllori potrebbero già sperimentare le bodycam arrivate in questi giorni alla MOM e pronte per essere usate anche nei bus cittadini. Con le bodycam stiamo già ormai a punto, dovremmo introdurle soprattutto nei verificatori, li abbiamo già in casa, quindi sarà un problema solo di qualche giorno. Per quanto riguarda il discorso della sicurezza, aver comprato nel 2025 130 autobus e 86 sono prossimi nel 2026, vuol dire che tutti questi autobus sono dotati di tutti i sistemi di sicurezza. Ovviamente il principale il panic button che permette di attivare in tempo reale tutte le telecamere, quindi in contatto diretto con le forze dell'ordine, quindi tutti i dispositivi che poi possono essere di garanzia per la guida dell'autista. Quindi stiamo facendo degli investimenti importanti anche in questo campo. Allora, Scatolin, gli occhi del mondo puntati su Cortina e dobbiamo far bella figura, no Scatolin? Dobbiamo esserci anche noi, la MOM ci deve essere. E chi è che guiderà questi mezzi? Visto che dicono che mancano sempre autisti, che non hanno la possibilità di fare quella tratta perché manca il mezzo, manca l'autista. Lei come vede la situazione? Io vedo che è un disastro. Anche questa scelta di mandano 24 persone per un mese a Cortina per le Olimpiadi, ma questi qua sono pagati con i fondi nazionali di trasporti per fare il trasporto pubblico a Treviso, della zona di Treviso, non per andare a fare Cortina, che utilizzino i soci privati che facciano questo tipo di lavoro, perché quando noi togliamo 24 autisti da qua vuol dire che qualcosa salterà, qualche servizio salterà. Abbiamo già una carenza di personale. Se spostiamo 24 persone per un mese a Treviso è evidente che il servizio qua non sarà garantito. Ma sa la novità? Io lo dico qua. Il MOM ha fatto la scelta, oggi manda via 24 autisti e poi chiede a persone che fanno gli impiegati da 25, 26, 27 anni di tornare a fare gli autisti per questo periodo. Ma io ho detto loro, ma almeno vi siete resi conto se questi, avete fatto un accertamento se questi sono in grado di guidare ancora un autobus dopo 25 anni? Perché la scelta aziendale è questa, autisti, impiegati messi a fare l'autista e quelli delle officine che messi a fare gli autisti. Quindi con una carenza magari anche sulle manutenzioni. Poi il Presidente parlava delle bodycam, delle aggressioni, di questo che sta accadendo all'interno dell'house. Ma la bodycam, secondo lei, previene che cosa? Forse qualcosa, qualcuno ci pensa più. Ma se io prendo un pugno, me lo prendo poi, anche se dopo so chi me l'ha dato, non è questo il problema. Il problema è che noi dobbiamo evitare che succedano questi fatti qua. Faccio un esempio, poi mi taglio, guardi. L'azienda MOM ha dato 5 giorni di sospensione a un autista perché fermava il mezzo, perché a bordo c'erano ragazzini che fumavano e non si sa neanche cosa fumavano. E alla fine, dopo tutte le audizioni, non hanno accettato le giustificazioni dell'autista che diceva guardate che io se mi fermo perché c'è gente che fuma a bordo e io devo intervenire, ho l'obbligo di intervenire per salvaguardare la mia salute e la salute dei passeggeri, e alla fine si è preso 5 giornate di sospensione. Io con questa storia qua voglio andare fino in tribunale perché non è accettabile una cosa come questa, non è assolutamente accettabile. Bisogna fare prevenzione, bisogna tutelare chi lavora e non può uno rischiare
di essere aggredito perché fa il suo lavoro. Questo non lo possiamo più accettare. Sentiamo cosa ne pensa anche Claudia De Marco di quello che ha appena detto, ecco, Danilo Scattolin, perché è sempre il consumatore poi che ne paga le conseguenze alla fine. Ecco, ha sentito cosa ha detto? È la prima volta che lo sento, quello che ha raccontato anche per quanto riguarda alla guida di questi mezzi, chi andrà, perché noi dobbiamo andare a Cortina, che dobbiamo far bella figura, abbiamo gli occhi del mondo puntati. Scattolin, dai, a Scattolin, ultima generazione, i mezzi, che fino all'altro giorno non avevo neanche i soldi per, adesso hanno i mezzi di ultima generazione per Cortina intanto. Prego Claudia De Marco. Allora, sicuramente gli strumenti di controllo di cui parlava il Presidente Lamom sono un elemento positivo, ma concordo sul fatto che sia necessaria la prevenzione. Ma la prevenzione non è che si fa solo sulle strade, mettiamola così. La prima prevenzione è quella che si fa in scuole, in famiglia, e qui torniamo un po' a quello che dicevo prima, cioè alla necessità di rivedere un attimo le nostre priorità, i nostri valori e le scelte che facciamo quotidianamente. Parlavamo prima di povertà assoluta, ma una delle povertà più gravi che abbiamo in Italia è sicuramente, oltre a quella energetica, quella educativa, e non solo per quanto riguarda gli aspetti scolastici, mettiamola così. Abbiamo un altissimo tasso di abbandono nelle scuole e all'università, ma questa povertà educativa secondo me va coniugata anche in un senso più ampio, nel senso che stiamo perdendo quella consapevolezza della necessità di rispettare le regole che ci siamo democraticamente dati. E tutte queste problematiche anche nei mezzi di trasporto sono proprio, peraltro spesso anche da ragazzi molto giovani, sono uno degli elementi di maggiore preoccupazione che dobbiamo avere tutti quanti, a tutti i livelli, associazioni, sindacati, politica, scuola, famiglie. Non mi pare che sia al centro del discorso politico però questo aspetto. Cristina da Spresiano, vai Cristina. Ciao Mirella, buongiorno. Sono incazzata nera con gli autobus. Prego. Ma posso dirti il perché? Sì. Guarda, mia figlia abita a Sant'Antonino Treviso. È da novembre che deve portare il ragazzo di 15 anni a scuola, perché di autobus 4 ne passano 3 perché sono tutti pieni. E adesso trovano fuori gli autobus per portare a Cortina. E dopo a mezzogiorno all'una, quando esce, è già passato, non ce ne sono più, la telefono, la mamma mi viene a prendere. È una cazzata, sono incavolata nera, ma nera che non ti dico altro. Ma tanto no, guarda, puoi arrabbiarti finché vuoi, tanto loro non sentono, non ascoltano, anche perché avete visto quanta gente va a vedere la fiaccola che arriva nelle varie città. Vuol dire che noi siamo questi e loro lo sanno, siamo felici e contenti, sono tutti che non vedono l'ora che arrivi la fiaccola, perciò capite bene che il discorso è molto complesso, perché siamo noi che decidiamo cosa vogliamo fare e dove vogliamo parare. Cristina, è così. Allora andiamo a vedere questi trasporti scolastici sovraffollati, poi lo commentiamo con il nostro Danilo Scattolin. Ormai 2 mesi di scuola se ne sono andati, ma i problemi del sovraffollamento dei mezzi di trasporto per gli studenti non sono ancora risolti. Lo confermano i tanti ragazzi e ragazze che si incontrano all'esterno del centro studi di Bassano. Attese lunghe, code per salire sui mezzi, disagi per le condizioni climatiche in cui bisogna aspettarli. Noi molte volte siamo costretti ad aspettare 20 minuti in piedi sotto il sole magari molto caldo, oppure anche sotto la pioggia senza alcun riparo. Quello che serve è una migliore organizzazione dei trasporti, è una migliore organizzazione degli spazi, anche perché ci sono delle tettoie, però nelle tettoie dietro di me mancano i vetri, quindi volendo, se qualcuno si vuole mettere a riparo non può, perché comunque prende la pioggia. Nella fascia delle scuole superiori non è di poco
poco conto considerare le differenze di struttura fisica tra chi ha 18-19 anni e chi ne ha 14 o 15. Esattamente, perché appunto all'inizio, quando appunto arriva il bus, tutti cercano di affollarsi per prendere il posto e molte ragazzine che sono piccoline e comunque snelle vengono travolte dalla massa dei ragazzi che tendono a spingere per prendere il posto. La fascia che va dalle 13 alle 14 è quella in cui si concentrano, pur scaglionate, le uscite degli studenti, ma chi attende in piazzale Fuchs deve fare i conti anche con chi è già salito a bordo alla fermata della stazione. Nel nostro bus, per esempio, ci sono 200 persone all'incirca, i posti per cui insomma, bisogna stare in piedi dovrebbero essere sui 25 massimo, però c'è sicuramente molta più gente in piedi. Io so di tante storie di ragazzi che si sono sentiti male proprio perché dentro il bus mancava l'aria, perché c'era un'aria viziata, insomma, e ci sono state anche un po' di storie di ragazzi che purtroppo sono svenuti in bus o che si sono sentiti male. Scatolin, come commentiamo questo servizio? E anche quello che ha detto Cristina? C'è poco da commentare sul servizio, la realtà la tocchiamo con mano tutti i giorni. Ho visto l'autobus di Bus Italia, che è una delle peggiori, se posso dire. Bus Italia ha una carenza di personale, la peggiore forse in tutto il Veneto. E quindi i risultati sono questi. Noi sappiamo bene che il trasporto pubblico e il 70% della MOM del trasporto pubblico, per esempio, è scolastico. E noi dobbiamo avere la massima attenzione per questi servizi qua. Non possiamo mandare autobus per fare le Olimpiadi. Noi dobbiamo tutelare i nostri utenti, dobbiamo fare in modo che viaggiano in maniera decente, dobbiamo ridare dignità. Ma nel contratto cosa è scritto, Scatolin? Del contratto di lavoro di questi autisti? Guardi, io del contratto purtroppo ne parlavamo quando parlavamo prima dei salari che sono ridotti, ma la colpa è anche di quei contratti che non sono riusciti a dare quelle risposte necessarie a questi lavoratori. Non parlo solo del trasporto, parlo in generale. In generale. Chi firma il contratto deve capire che questi contratti non vanno più bene, bisogna riprendere a dare potere d'acquisto ai salari. I salari italiani sono ridotti, come diceva lei prima, e la colpa è anche di chi firma i contratti, però, e non lo firma solo la controparte. Sentiamo come commenta la nostra Claudia De Marco. Presidente, ha sentito cosa ha detto Scatolin? Sì, sicuramente questo qua è un problema annoso, voglio dire, io ho ben in mente ancora quando facevo io le superiori e di anni ne sono passati un po' e le problematiche erano le stesse, quindi sovraffollamento nelle fasce orarie della mattina e della chiusura delle scuole, sicurezza dei mezzi, insufficienza dei mezzi. Di anni ne sono passati veramente tanti, ma i problemi non sono risolti, il che vuol dire che secondo me non c'è la volontà di risolverli per carenze di vario tipo. Per quanto riguarda i contratti, non è materia ovviamente mia, perché noi come Federconsumatori non ci occupiamo di materia del lavoro, trattiamo più le politiche dei consumatori, ma insomma che sui contratti ci siano delle carenze a tutela dei lavoratori, non solo da un punto di vista economico, ma anche della sicurezza sul lavoro. E sicurezza può essere in cantiere come sicurezza sui mezzi pubblici. Sono tutti elementi che andrebbero sicuramente rivalutati e presi con più attenzione da parte di tutti, comprese le società che poi hanno queste persone come dipendenti. Insomma, dovrebbe essere una maggiore responsabilità sociale delle aziende, soprattutto di quelle che hanno un impatto così forte per il pubblico inteso come utenza.
Però Presidente, il consumatore è un consumo che io faccio anche prendendo l'autobus o mandando mio figlio a scuola con l'autobus, che prendo un abbonamento, cioè un consumo che io faccio, perciò a mio avviso questa cosa riguarda tutti. Il problema è che non si fa a squadra e questi fanno quello che vogliono, tanto i soldi sono nostri, sono soldi pubblici, giusto? Mi sembra che la provincia abbia un ruolo importante nel trasporto pubblico, o sbaglio, e anche nel trasporto scolastico. Ecco, non si riesce bene a capire perché c'è poca trasparenza su quello che viene dato e su quello che viene speso. Ecco, dopo naturalmente, siccome siamo sempre in campagna elettorale, tutti passano, però i problemi rimangono a noi e li strapaghiamo noi. Allora non è il caso, Presidente, anche di fare squadra tutti assieme per capire che abbiamo bisogno di trasparenza sui fondi pubblici, sui soldi pubblici che vengono spesi, indipendentemente che si spenda per l'energia, per il trasporto, ma capire veramente dove vanno a finire i soldi che noi diamo, che sono soldi nostri, soldi anche del PNRR. Abbiamo visto che hanno dirottato questi soldi, che hanno destinati soprattutto al terzo settore, però nel silenzio totale della politica. Io non ho visto far barricate di questa deviazione dei soldi, perché la torta se la sono divisa in tanti, questa è la verità. Presidente De Marco. Ma il terzo settore interessa molto meno rispetto ad altri stakeholder, mettiamola così, anche se in realtà regge molto spesso alle carenze del pubblico. Penso ad esempio non solo ai nostri volontari, ma ai volontari delle associazioni che aiutano le persone nelle cure mediche, nei trasporti, penso all'Auser ad esempio, che accompagna i ragazzi con difficoltà motorie a scuola, perché poi noi parliamo del servizio pubblico dei trasporti, abbiamo visto i ragazzi eccetera, ma poi ci sarebbe anche tutta la parte relativa alle persone con una mobilità ridotta. Lì su quello non siamo neanche indietro. Ma lei lo sapeva che questi autisti andranno a Cortina e hanno chiesto ai dipendenti che lavorano negli uffici di diventare autisti? Lo sapeva? No, non lo sapevo, l'ho sentito anch'io adesso per la prima volta, è una cosa sicuramente preoccupante per le motivazioni che venivano ricordate dall'altro ospite, nel senso che bisognerebbe fare una verifica delle capacità attuali di queste persone, ammesso che non le abbiano fatte in tutti questi anni, e questo non so se ci siano delle verifiche intermedie nel corso del tempo, però sicuramente il fatto di spostare così tante persone per un evento che abbiamo voluto, che abbiamo fra virgolette richiesto, vinto con una gara, ci è stato assegnato, e con grandissime preoccupazioni per come potrà andare proprio l'organizzazione, perché abbiamo visto a che punto sono le strade, come sono i trasporti, anche con l'aiuto estemporaneo, mi verrebbe da dire, di società di trasporto locale, il rischio che siano comunque insufficienti è probabilmente molto alto. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo chiedere alla Presidente, in questi giorni mi è arrivata la bolletta della luce e volevo chiedere, per chiedere con la tutela, perché io sono, come si chiama, libera, diciamo, e per avere una tutela che rimanga sempre quel stesso prezzo, dove devo andare? Perché dove ho la luce, la bolletta, mi hanno detto che devo rivolgermi all'Enel. Io ho gruppo ERA e non so le fasce vulnerabili, dove devono andare, se rimane sempre quel prezzo, non sappiamo niente. Ci arriva la bolletta, mi è arrivata questa, 212 euro, novembre e dicembre. E
l'ho rateizzata perché con la pensione non ce la faccio a pagare, o che pago la bolletta o non so. Delle spiegazioni a noi anziani non ci vengono date, niente. Non so dove dobbiamo andare, o pagare solo, basta. E dopo volevo chiedere, per l'esenzione del canone, cosa si può fare? Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te cara Nadia, sempre in prima linea. Prego Presidente. Allora, per quanto riguarda la tutela nel mercato dell'energia, ormai siamo nel mercato libero, però alcune fasce sono cosiddette vulnerabili e sono considerate vulnerabili gli over 75 in particolare e le persone che percepiscono il bonus, che percepiscono già il bonus sociale luce e gas, quindi a seguito di un ISEE. Ricordo che l'ISEE per avere diritto a questi bonus è bassissimo, perché parliamo di poco più di 9.000 euro di ISEE a gruppo familiare. Quindi per poter passare nel mercato tutelato bisogna avere queste caratteristiche principalmente, oppure essere invalidi secondo l'articolo 3 della 104. Per quanto riguarda il gas, tutti gli operatori che operano nel mercato devono offrire la possibilità ai propri utenti di avere anche l'accesso al mercato tutelato. Per la luce invece l'unico operatore che effettua il mercato tutelato è il Servizio Elettrico Nazionale, che non è l'Enel, ma Servizio Elettrico Nazionale. Basta chiamare il numero verde per quanto riguarda ad esempio la luce, e in tempi abbastanza rapidi insomma si può rientrare nel mercato tutelato se ne hanno le caratteristiche. Non è però una tariffa fissa quella del mercato tutelato, è una tariffa variabile fissata però da ARERA, e anche i costi accessori legati a quel contratto sono stabiliti sempre dall'autorità garante. Per questa famigerata bolletta da 200 euro ovviamente bisognerebbe vederla, quindi signora, se vuole venire da noi ci chiama, fissa un appuntamento e volentieri la incontriamo. Ma ultimamente uno dei problemi più grossi delle bollette, sia luce che gas, nel mercato libero non sono tanto il costo dell'energia, che è abbastanza simile su tutti gli operatori, stranamente ci sono tutti più o meno allineati, sono i costi cosiddetti accessori. Ho visto contratti con spese di tenuta cosiddetta del contratto, di costo fisso, anche di 300 euro l'anno. Tenete conto che sul mercato tutelato normalmente si parla di 4 euro e i costi medi, che comunque sono alti, si aggirano invece sui 12-13 euro, quindi sui 120-130 euro al mese. È chiaro che avere dei costi fissi su una bolletta come quelli che ho citato ha voglia a risparmiare energia prima di riuscire a ricoprirli. Quindi sicuramente questo è uno degli aspetti più negativi che stiamo verificando. E per quanto riguarda l'esenzione dell'altro bollo che diceva Nadia? Della televisione? Ma bisogna avere la pensione minima, sostanzialmente essere over 75. E dove bisogna andare? Familiare, insomma, non deve superare certe cifre di reddito, quindi diciamo che vale per pochissimi. Altrimenti non bisogna avere la televisione, allora in quel caso si fa una comunicazione all'Agenzia delle Entrate di non detenzione che va fatta ogni Comunque Nadia, rivolgiti a questi uffici che ha detto la Presidente, perché andate là, perché sennò non ne venite fuori. Io sono convinta
che dovete frequentare di più queste associazioni, ecco, perché sennò guardate che tra la burocrazia, tra questi costi aggiuntivi che non riuscite a spiegare, è meglio che vi recate in questi uffici che sono a disposizione e vedrete che le cose miglioreranno. Dovete uscire di casa e andare a vedere, non che vengono a casa, voi dovete andare a vedere cosa succede e qual è la strada migliore anche per risparmiare. Quello che invece non riusciamo a capire, Danilo Scatolin, è che mancano anche tanti giovani con la patente per guidare questi mezzi importanti. Sarebbe anche il caso di rivedere anche le patenti, di vedere cosa serve, che oltre alla A, alla B, bisogna fare anche la C, la D, insegnare a questi ragazzi subito. E perché costa così tanto la patente quando vediamo che ormai la teoria non serve più, perché se si rompe la macchina te assi là, non sai che alzi il cofano come una volta e cerchi di fare il meccanico. Non è che invece tutto fermo perché il sistema prevede quello, non puoi cambiare il sistema perché il sistema deve funzionare così. Scatolin. Allora, parto dalla prima sua domanda. Il problema della carenza di personale, soprattutto di guida, ma non solo di guida, anche altri lavori. Una volta, come abbiamo detto in tante altre occasioni, il lavoro dell'autista sul trasporto pubblico era un lavoro ambito, perché oltre ad avere un salario dignitoso, avevi anche delle condizioni che riuscivi a conciliare la vita privata con il lavoro. Oggi tutto questo è venuto meno. I salari per tutti sono quelli che sono, le condizioni di lavoro sono talmente peggiorate che i giovani non trovano più ambito il lavoro dell'autista, vanno a fare qualsiasi altra cosa. Guardi, io ho visto in questi ultimi anni autisti dopo 25 anni di trasporto pubblico che sono tornati a fare i camionisti e questa è la risposta e nessuno vuole fare qualcosa per migliorare le condizioni di lavoro, perché ripeto, non basta solo migliorare la parte economica che è importantissima, ma bisogna migliorare anche le condizioni di lavoro, cercare di conciliare la vita col lavoro. Allora forse torna a essere ambito un posto ambito. Su quelli costi delle patenti, torniamo ai costi in generale di tutto qua. La signora prima che lamentava la questione della bolletta, io le letto con mano quasi tutti i giorni persone che vengono in sindacato e chiedono come faccio a pagare queste bollette se non ho, o pago le bollette o mangio, perché alla fine il risultato è questo. I costi delle patenti sono dati anche questi alle stelle. Dopodiché io credo che le patenti servono per dare maggiore sicurezza anche all'utente. Ma forse la parte meccanica non serve più, no? Perché di fatto è così. L'importante però è avere quelle patenti e quell'istruzione tale che ti dia sicurezza, che chi sale a bordo deve avere una sicurezza di avere un autista che è in grado di fare l'autista. Quando dicevo prima degli impiegati che vanno a fare gli autisti per la MOM, io ho qualche difficoltà, dopo 25 anni uno prende in mano ancora un autobus per guidare, io ci starei attento, farei un minimo di valutazione, un minimo di verifica se sono in grado ancora di guidarlo. Io farei queste osservazioni qua. Senta Scatolin, per quanto riguarda queste infrastrutture che stanno facendo appunto per le Olimpiadi, ma dicono anche per un benessere futuro della viabilità che porta in questi centri sciistici, questo in particolare a Cortina. Io ho parlato con un trasportatore, ve lo dico e sapete che ma qua è per noi Mirella, ma cosa stanno dicendo? Queste infrastrutture le fanno per i VIP, così arrivano prima nelle seconde, terze, quarte case. Lei come trasportatore cosa dice? Serviranno queste infrastrutture per le popolazioni che dovranno spostarsi, per voi trasportatori? Guardi, io sono d'accordo con quello che le diceva il trasportatore. Non serviranno assolutamente a niente. Ma scherza? Secondo me non serviranno proprio a niente. Sono soldi buttati al vento. Faremo una bella figura per un mese, faremo una bella figura, ma poi tutti quei soldi là... Ma non sono finite per un mese le infrastrutture? Sì, perché poi c'è... I collegamenti dicono che i collegamenti saranno più facili, più snelli, anche per il trasporto in montagna. Io non credo.
Non lo credo assolutamente, però mi fermo qua, non voglio dare giudizi, non è la Insomma, mia secondo il trasportatore che dice che noi servirà. Mirella da Riese, ciao Mirella. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Volevo dire mi è spezzato il dente dopo San Stefano e sono andata dal dentista, ecco, e ho aspettato ore, 3 ore e dopo insomma mi ha visto come so ciapare, insomma, e mi ha detto che devo andare, ecco, in febbraio. E quanta gente che c'è. Comunque da 3 dentisti, ecco, tutti bisogna andare a pagamento. Dunque, quando che lui mi ha fatto la visita, subito 300 euro a colpo. Io che prendo 700 euro al mese, mi è venuto i penotti dritti. Mio figlio mi ha dato una mano questa volta, però a marzo devo darle 700 ancora. E io come faccio? Ecco, devo chiedere ai miei figli. 1 più 1 fa 2, brava Mirella, è vero quello che stai dicendo, purtroppo questa è la verità, sei stata molto chiara. Devo correre Mirella perché sono in chiusura. Sentiamo come ci saluta Claudia De Marco, cosa vuole dire anche per quanto riguarda questi trasporti, queste infrastrutture. Voi avete sentito qualcosa, vi dicono qualcosa, perché è un consumo pubblico che faremo anche là. Prego De Marco. De Marco mi sente? Non la sento. Allora, come ci saluta Scatolin? Cosa vuole dire? Guarda, solo un'osservazione con l'ultimo intervento sulla sanità. È un'altra emergenza anche quella. È evidente che se io ho tempi di attesa così lunghi come diceva la signora, sono costretto a rivolgermi, perché se è un'emergenza devo rivolgermi da un privato. Ma è quello che hanno voluto? È quello che vogliono, è il risultato di quello che vogliono. La sanità privata chi l'ha messa in piedi? Perché è aumentata così tanto rispetto al pubblico? E perché nel privato trovo tutto e nel pubblico non trovo? Io credo che invece bisognerebbe tornare a spendere in sanità, scuole, trasporti, reinvestire in questi che sono quelle cose che servono ai cittadini. Questo bisognerebbe tornare a fare. Purtroppo è così. Speriamo che qualcuno riesca a capire. Vediamo se ce l'abbiamo, la Presidente De Marco. Allora salutiamo Claudio De Marco, Presidente Federconsumatori Treviso, è già la seconda stamattina, vabbè, va così. Saluto anche Danilo Scatolini, rappresentante legale Sindacato Generale di Base. Grazie, vediamo se è tornata. No, c'è una telefonata, chi sei? Pronto? Sì, pronto. Sono Adriana da San Biagio. Cara Adriana, prego. Adriana? Sono Adriana da San Biagio. Prego. Buongiorno. Adriana. Sì. Volevo chiederle, signora Mirella, se lei sa un regolamento per i gatti. Il regolamento per i gatti? Sì. Allora basta che chiami in comune, sai, l'ufficio ambiente del comune e ti dicono tutto. Fai il centralino del comune di San Biagio e ti fai passare l'ufficio ambiente e loro ti daranno il regolamento. Hai capito Adriana? Ecco, comunque l'ho detto, il comune oppure i vigili urbani, anche loro, ma specialmente il comune, l'ufficio ambiente, e ti spiegheranno il problema che hai, che lo vuoi capire. Grazie ai miei ospiti, pubblicità.
presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Marcello Criveler, Presidente Associazione Coordinamento Volontariato Treviso Sud, e parleremo anche di trasporto sociale, visto che abbiamo parlato di trasporti, e abbiamo anche Antonio Zanatta, volontario sempre del coordinamento. Allora Presidente, io so che le sta molto a cuore dire i numeri che voi avete svolto proprio per questo trasporto che voi fate veramente alle fragilità, quelli che hanno bisogno. Come vede la situazione, Presidente Criveler? Allora, intanto buongiorno a tutti. Allora, noi nella nostra realtà territoriale noi operiamo prevalentemente nell'area Treviso Sud, ma anche nell'area di Treviso e attorno a Treviso. Ci stiamo rendendo conto che c'è una domanda di servizi di trasporto sociale, definiamoli così, cioè di persone o famiglie che hanno bisogno di essere aiutate, supportate per necessità di spostamento, sia di persone che abbiano una difficoltà fisica minima, sia persone che sono magari in carrozzina o comunque che usano degli strumenti di deambulazione. C'è una richiesta sempre più crescente che arriva e che ci arriva direttamente con il passaparola, e che ovviamente facciamo sempre più fatica a soddisfare, nel senso che noi siamo cresciuti moltissimo, stiamo continuando a crescere, però la domanda cioè i bisogni che ci sono molti di più e stanno crescendo continuamente, e quindi noi cerchiamo di fare la nostra parte, ma non è assolutamente ovviamente sufficiente rispetto ai bisogni. Anche perché abbiamo una popolazione diversamente giovane, naturalmente con molti acciacchi, molti fragili. Il problema è riuscire a capire se possiamo dare queste risposte. Prima abbiamo sentito Danilo Scatolin che era veramente arrabbiato con la MOM perché dice adesso mandate a Cortina questi nuovi mezzi di ultima generazione con gli autisti e noi qui cosa facciamo? Lui dice che hanno chiesto veramente i dipendenti che sono negli uffici di ritornare a fare gli autisti, però non può funzionare così perché bisogna capire anche qual è la sicurezza e il grado di guidare questi mezzi. Il problema è che noi non sappiamo mai niente. Cos'è la trasparenza, Zanatta, per il mondo del volontariato? Secondo lei noi abbiamo trasparenza su quello che viene fatto, su quello che viene deciso anche che ci riguarda, che sarebbero questi tavoli, ecco, queste commissioni? Prego. Secondo me il volontariato, ogni associazione sa di sé, non sa cosa succede nelle altre associazioni, chi sono le altre associazioni, cosa fanno, perché molte volte ci sono dei doppioni, cioè molte associazioni fanno lo stesso lavoro addirittura sulla stessa zona e lasciano scoperto altre zone. Quello che io vedo da volontario è che molte volte le persone non sanno a chi rivolgersi nel mondo del volontariato perché non c'è un coordinamento. E questo può creare dei problemi perché uno fa 100 telefonate per capire come risolvere il proprio problema e alla fine si appoggia a chi conosce. Manca questo aspetto organizzativo, secondo me, che può aiutare veramente le persone. Anche perché magari abbiamo questo aiuto dietro l'angolo, ma se non lo sappiamo è come non ci fosse. Ecco, Presidente Criveler, cosa si può fare per unire invece le forze, per far capire chi siamo, cosa facciamo, chi può aiutare chi? Perché se non facciamo l'unione non andremo da nessuna parte. Vedo che anche adesso i comuni stanno riparlando di fusione perché hanno capito che piccolo è bello, ma se non hai i mezzi, ecco, rimani soffocato. Prego Criveler. Beh, allora, per quanto riguarda la nostra esperienza, noi possiamo dire che ovviamente è necessario coordinare, cioè mettere insieme le forze. No? Noi siamo nati come coordinamento, cerchiamo anche di coordinare. Quando siete nati, Presidente, come siamo coordinamento? Siamo nati circa 15 anni fa. Perciò non ieri? Sì, non ieri. E nel tempo poi abbiamo cominciato a fare direttamente noi delle attività, mettendo insieme volontari che provengono da esperienze diverse, come è il caso di Antonio, e cerchiamo di fare delle cose. I trasporti sociali certamente. Abbiamo dei numeri, Presidente. Ecco, per quanto riguarda i trasporti, l'anno scorso noi abbiamo fatto oltre 160.000 chilometri, 160.000. Oltre 160.000 chilometri e oltre 5.000 servizi, che vuol dire una quantità enorme, perché noi ovviamente abbiamo
per fortuna, grazie a Dio, abbiamo anche un buon numero di volontari, perché è evidente che il nostro modo di fare e le testimonianze che diamo sul campo evidentemente fanno sì che altri volontari si avvicinino. Però noi abbiamo per esempio un grosso problema con i mezzi. Noi siamo arrivati ad avere oggi una dotazione di 14 mezzi che girano fra Mogliano Veneto, Casale e Carbonera Treviso, però purtroppo diversi di questi mezzi sono proprio malandati, perché a 150.000 chilometri all'anno negli ultimi anni, ovviamente i mezzi, e quindi abbiamo bisogno anche di risorse per poter sostituire alcuni di questi mezzi, perché ripeto, potenzialmente avremo ancora disponibilità di volontari, ma i mezzi che abbiamo non ci permettono di fare di più di quello che stiamo facendo, anzi stiamo facendo i salti mortali per fare quello che stiamo facendo. Presidente, rapporti con la Regione, adesso c'è un cambiamento veramente totale all'interno della Regione, ecco questo ascolto che dovrebbe essere dato specialmente a questo mondo del volontariato, perché anche la Regione deve capire che forse la piramide va capovolta. Tanto siamo iscritti e mi sembra una sia cosa importante, basta che schiacciano un bottone e sanno. Il problema è, come dice Zanatta, capire cosa fai e a cosa servi, dove posso essere aiutato anche come regione, perché siamo tanti ma tutti facciamo tutto e alla fine poi abbiamo questi numeri. Lei dice che ha i volontari ma non ha i mezzi, qualcun altro dice non abbiamo i volontari, abbiamo i mezzi ma non abbiamo i volontari, cioè c'è il cane che si morde da coda, perché hanno fatto un grande minestrone, hanno messo dentro tutto, tutti, e alla fine siamo là che aspettiamo di capire cosa ci aspetterà dietro l'angolo. Sbaglio, Zanatta? No, infatti quello che io penso è che loro dovrebbero cercare di capire cosa fanno le associazioni per capire se ci sono settori anche scoperti e chiedere a qualche associazione se può intervenire in modo da dare un servizio completo a chi ne ha bisogno, cosa che in questo momento ognuno fa il suo piccolo orticello e niente di più. Per noi, oltre ai trasporti, facciamo anche l'assistenza di linea aperta sia a Mogliano che a Silea, un altro servizio che fa questa associazione. Ecco, io vorrei capire a casa quanto sapevate di questa cosa, ma è una cosa importante perché è un servizio pubblico, poi che fate? Fa fatica a prendere piede proprio perché non viene esposto alla popolazione, cioè la gente non lo sa. Quanti anziani sono a casa da soli e non sanno mai con chi fare una parola? Ma chi è che lo promuove? Oppure essere accompagnati a fare riabilitazione, esatto. A fare... Sì, naturalmente con i trasporti accompagniamo le persone. Il servizio linea aperta è un qualche cosa in più che stiamo facendo, nel senso che alcuni nostri volontari mettono il tempo a disposizione per dialogare con le persone, soprattutto le persone sole, spesso anziane ma non sempre anziane, che hanno necessità di parlare con qualcuno, chiedere dei consigli, chiedere anche delle informazioni, ma soprattutto hanno bisogno di parlare, di uscire dal chiuso magari della propria abitazione, e questo è una cosa. Fra l'altro ci stiamo rendendo conto che facendo i trasporti, lo dico con cosa, i nostri volontari sono dei confessori in qualche maniera, perché naturalmente facendo i viaggi e accompagnamenti eccetera parlano con le persone, vengono fuori delle storie familiari, ovviamente noi facciamo anche dei corsi sulla privacy, perché richiamiamo sempre i nostri volontari alla massima attenzione, perché tutto ciò che ascoltano e sentono in automobile quando stanno facendo i trasporti in qualche modo è un segreto, perché deve essere tale, perché la confidenza delle persone deve rimanere una confidenza delle persone, però noi dobbiamo far tesoro di ciò che emerge per dare delle risposte, e qui torna al discorso di prima della collaborazione fra le associazioni, che è scarsa. C'è una tendenza delle associazioni un po' a essere autoreferenziali, esatto. E questo è un limite, l'abbiamo detto prima e lo ribadisco, è assolutamente un limite, e non troviamo ancora il modo, infatti su questo anche con Mirella ne abbiamo parlato anche di recente, proprio non troviamo un modo per fare un salto di qualità da questo punto di vista. Ma non è, Presidente, che forse sia da eliminare qualche carrozzone che è stato messo, oppure dove la politica è entrata, che sta danneggiando anche le associazioni? Perché se un ramo è secco va tagliato, non c'è niente da fare, allora magari l'albero risorge, ed è l'albero che è il mondo del volontariato. Perché se andiamo avanti in questa maniera, anche dove qualcuno ha deciso che devono rimanere solo quelle strutturate
e tutto il resto è fuffa, ve lo dico io e ve l'avevo già detto, non si va da nessuna parte, perché il mondo del volontariato è diventato forte proprio con il piccolo, con le associazioni piccole, sono quelle sempre state in prima linea, quelle che hanno fatto diventare grandi anche le Pro Loco, perché tutto nasce da là, certo. E qualcuno si è dimenticato. E come fare per eliminare e rimanere, che rimanga il re, la regina, i principini? Mettendo una burocrazia e far pagare dei costi che sono assurdi per il mondo del volontariato. Zanatta, cosa sta succedendo? Ecco, adesso appunto c'è un nuovo presidente giovane, Stefani, tiene molto al volontariato, dice che dobbiamo fare squadra tutti assieme, anche la regione, ascoltare soprattutto i bisogni del territorio. Prego. Perché non è la regione a mettersi in prima fila a cercare di organizzare un incontro con tutte le associazioni del territorio per capire o per accettare consigli? Cioè, io mi aspetterei che fosse proprio la regione a muovere i primi passi e a chiedere alle varie associazioni cosa andrebbe fatto per risolvere questo problema. Cosa che io in tutti gli anni di volontariato non ho mai sentito un intervento dalla parte della regione in questo senso. Ogni associazione ha cercato di fare il proprio meglio da soli, senza il contributo. Poi se mettiamo in mezzo la politica, vabbè, le cose cambiano. Eppure ieri avevo il senatore Crisanti, ho toccato proprio questo tasto con lui a livello nazionale, dove lui invece continuava a dire che a livello nazionale ci sono commissioni dove partecipano le associazioni, dove vengono ascoltate e da là si prende spunto. Io ho risposto che è la prima volta che lo sento, che vorrei capire quali associazioni partecipano, come fare per partecipare a queste commissioni che sono fondamentali poi, perché là diceva Crisanti che si riesce a capire il problema del territorio. Io di questa cosa non lo sapevo, ho detto guardi, ho parlato anche recentemente con l'associazione italiana familiari vittime della strada, perciò un'associazione che ha sedi un po' in tutto il territorio nazionale e mi sembra che solo 2 volte sia riuscita ad arrivare a una commissione o addirittura anche al Parlamento. Forse c'è qualcosa che non va, cioè la politica quando è entrata nel mondo del volontariato ha fatto più danni che utili, o sbaglio Presidente? Allora, una volta non era così e si lavorava benissimo. Allora, c'è un tema di una società che è sempre più complessa, è una società che invecchia, poi c'è anche tutto l'aspetto del giovanile, perché c'è un tema del mondo giovanile che noi qua oggi non tocchiamo. C'è una società dobbiamo prendere per mano. che invecchia e ma soprattutto è una società fatta sempre più da persone sole, da nuclei familiari biparentali, monoparentali. È un tema molto grave perché noi veniamo da una società che invece era la società delle famiglie, chiamiamole patriarcali, oggi non è più assolutamente così, quindi c'è un tema sociale molto forte. Il discorso a Roma le attività in Parlamento eccetera ascoltano Allora, in Italia abbiamo un sistema di associazionismo e di organismi di rappresentanza anche eccessivo. La mia impressione è che gli organismi che vanno a Roma a fare i confronti in Parlamento con le commissioni parlamentari, con questi, con quelli, con quella, in realtà non esprimano il territorio, perché non c'è un collegamento stretto delle stesse associazioni fra il livello nazionale, il livello regionale e il livello locale. Ogni livello tende a andare per conto suo e quindi non c'è un interscambio di informazioni, di esperienze, che è quello che poi può permettere anche di arrivare a fare alla politica delle proposte molto, molto importanti. Che proposta farebbe lei se adesso avesse di fronte il presidente Alberto Stefani, ad esempio? Andiamo qua, perché arrivare a Roma non è così semplice, così facile. Ecco, come arrivare in Europa, arrivare a Roma, bisogna vedere, arrivi e dopo cosa fai, se non ti ricevono siamo là. Ecco, perché è facile parlare, però in regione è più facile perché ci sono anche i nostri naturalmente consiglieri anche regionali, assessori regionali votati, perciò qualcuno dovrà pur dare risposta a questo mondo del volontariato che continua a dire ma dove vogliamo andare a parare? Questi ambiti territoriali neppure i sindaci sanno cosa succederà, eppure sono 2 anni che ne parliamo, ma è tutto fermo. Come la vede la situazione? Cosa direbbe, Presidente? Allora, secondo me il Presidente sicuramente è una persona molto dinamica e quindi sicuramente è disponibile ad ascoltare, a confrontarsi, a partecipare anche dei momenti di confronto. Però il tema
problema è che poi le cose vanno strutturate e vanno rese, e quindi nel nostro caso sicuramente l'interlocutore principe in regione diventa l'assessorato al sociale, per alcuni aspetti anche l'assessorato alla sanità, che adesso è stato diviso, ma l'assessorato al sociale, peraltro abbiamo la fortuna di avere un assessore nella nostra provincia, e quindi magari può essere che possa diventare un'interlocuzione più diretta. Sicuramente vanno messe attorno al tavolo le varie rappresentanze delle organizzazioni, sia il volontariato sociale come questo, ma anche per esempio tutte le associazioni di rappresentanza delle varie realtà, che possono essere le associazioni dei pensionati, ci sono le associazioni del lavoro dipendente, le associazioni del lavoro autonomo, che hanno molto da dire, perché poi il serbatoio del volontariato in gran parte viene dal mondo dei pensionati che sono ancora in un'età magari decente e che hanno delle risorse e delle energie che possono spendere al servizio di tutti. Questa è un'opera di sensibilizzazione che noi per esempio cerchiamo di fare, che è importantissima, perché è lì il serbatoio dei volontari. Poi capita qualche volta qualche persona più giovane che ci dà una mano per fare qualcosa, però è chiaro che quando persone più giovani cominciano ad avere una famiglia, cominciano ad avere un lavoro, cominciano ad avere altre cose da seguire, non è che puoi pensare che le persone più giovani possano mettersi a fare i volontari come abbiamo noi, che abbiamo dei volontari che 6 giorni alla settimana, se non 7, sono sempre a disposizione. Quindi il serbatoio è in qualche modo il mondo delle pensioni, soprattutto chi magari ha avuto la fortuna di andarci anche in un'età abbastanza così fresca, e quindi è bene che queste persone, quindi lancio un appello da questo punto di vista, è bene che queste persone si mettano le mani sulla coscienza e dicono: io posso dare 2 ore, 3 ore alla settimana, una mattina, un pomeriggio. Ci sono tanti quei bisogni, ragazzi, ci sono un sacco di bisogni, ci sono ragazzi che portiamo a scuola alle superiori o anche alle medie disabili. Mettiamoci nei panni delle famiglie che hanno queste situazioni a casa e vediamo, mettiamoci un pelo di mano sulla coscienza a vedere se possiamo dire: dedico 1 ora, 2 ore, 3 ore del mio tempo. Vede Presidente, però io non sono d'accordo su quello che dice, che dobbiamo sempre andare a parare sul serbatoio dei diversamente giovani, dei pensionati, perché io penso, una volta c'era la benzina e c'era il diesel, adesso c'è la macchina elettrica, no? Allora io penso che invece questi ragazzi non è che siano così impegnati da non poter dedicare 2 ore del loro tempo libero. Magari. Il problema è che dobbiamo intrigarli, fino adesso non siamo riusciti a farlo. Non siamo riusciti a farlo perché quello che abbiamo seminato in tanti anni anche con queste lezioni in classe non hanno portato il risultato che speravamo. Perché? Perché non li abbiamo intrigati. Ci ascoltano. Ecco, loro devono sempre ascoltare, io penso invece che dobbiamo noi ascoltare loro. E come? Cercare di capire perché non sono così vicini al mondo del volontariato, se ci conoscono, dopo tanti anni vorrei capire cosa hanno imparato e cosa hanno conosciuto e perché non li attrae. E poi, forse gliel'ho anche detto anche a Zanatta, dove che li vedo è nella Croce Rossa, sono tutti giovani, nel soccorso, anche alpino, tutti giovani, con gli alpini sono riusciti, veramente hanno creato dei numeri che anche loro sono rimasti sbalorditi, e poi nel mondo degli animali, nelle associazioni di volontariato degli animali. Allora vuol dire che loro hanno le idee chiare su quello che vogliono anche fare e aiutare, è far capire loro che ci sono tante realtà come Zanatta, portandoli a vedere le realtà. Quante siamo? 760 associazioni volontarie, cioè un numero incredibile, anche perché ogni giorno ne nasce una, non ho ancora capito se c'è un limite, anche perché cioè, qualsiasi cosa nasce un'associazione, una fondazione, invece di aggregarsi, di fare squadre, no, faccio anch'io qualcosa perché così ho deciso. Anche qua Zanatta non ci vorrebbe un tetto anche delle associazioni, vedere, ecco qua il ruolo della regione, unire quelle che ci sono già e ognuno nel proprio ruolo? Censire le associazioni e ricordare alla regione che non ci sono quelle politicizzate solo, ci sono anche le piccole associazioni che servono il territorio. Poi secondo me per quanto riguarda i giovani vogliono sentirsi attivi, non vogliono fare attività in cui devono stare seduti o magari a contatto con persone, loro devono fare. Poche associazioni, quelle che hai descritto tu, sono
secondo me, quelle ideali per i giovani. Per le altre è più difficile, anche noi abbiamo avuto dei giovani come servizio civile. Però secondo me è riduttivo. Se un giovane è attivo non va a fare un lavoro di segreteria, a prendere le telefonate di anziani per fissare appuntamenti. Loro vogliono sentirsi vivi e perciò devono... Bisogna intrigarli. Esatto. Sicuramente non conoscono un'associazione come la nostra, i giovani. Non la conosceranno mai, perché dovrebbero conoscerla. Ma è un ruolo che deve fare, a mio avviso, proprio questo coordinamento, cercare... Esatto. Noi l'abbiamo cercato di fare col villaggio delle associazioni, è andato a buon fine in 3 giorni, 120 associazioni, non sono pochi. Il problema è che non si sono parlati tra di loro, aspettavano che passasse non so chi è il dio del Sile, invece di capire che dovevano uscire dai loro gazebi e cercare di capire chi c'era attorno, cosa faceva. Era nato per questo il villaggio delle associazioni, che naturalmente continuerà in qualche maniera per cercare di unire queste forze. Si partirà in 3, si partirà in 4, si partirà in 20, 40, non si sa, però bisogna continuare e cercare invece, ecco, tramite la regione di capire come muoversi. Ad esempio sarebbe bello che la regione iniziasse a fare questi tavoli, come dice Zanatta, con le associazioni e capire in quel momento, ad esempio sui medici di famiglia che non hanno l'elenco delle associazioni di volontariato. Non sarà mica difficile fare un elenco. Come mai non ce l'hanno? Ma come mai non ce l'hanno? E sono i primi dove la fragilità arriva, perché nel momento che viene dimessa all'ospedale, che è un problema, è il medico di famiglia dove lui si approccia. Ma se il medico di famiglia non ha l'elenco, le sembra normale che nel 2026 non ci sia ancora l'elenco delle associazioni anche nelle farmacie, ma neppure nelle farmacie non c'è. Allora, Presidente, forse dobbiamo muoverci anche in questo lato per arrivare a queste persone. Ma c'è anche il tema quello che noi cerchiamo di fare, anche del coinvolgimento dei comuni. Ecco, noi per esempio negli ultimi 2 o 3 anni, devo dire la verità, con alcuni comuni in particolare abbiamo fatto proprio anche delle convenzioni operative e stiamo operando, posso citare il comune di Mogliano piuttosto che Casale, piuttosto che Casier, piuttosto che Preganziol. Anche Silea, per soprattutto con linea aperta, anche Carbonera, di recente anche Treviso, e cerchiamo di... Però è evidente una cosa, noi ci siamo resi conto facendo queste convenzioni che ogni comune è una storia a sé, non c'è un minimo di... E quindi anche qui, ancora prima del livello regionale, in qualche modo il coordinamento fra i comuni, no? Il mettere a fattor comune alcune cose da fare e cercare di dire facciamo queste cose e facciamole tutte usando gli stessi strumenti in modo tale da essere anche omogenei nelle cose che si fanno. Ma è il problema che anche i comuni, come dice lei, i sindaci non fanno squadre. Io mi ricordo quando abbiamo fatto Sport Senza Barriere all'Ippodromo, che ho invitato tutti i sindaci, mi sembra che quel giorno la prima riunione erano più di 40 sindaci e poi cosa hanno fatto? Ognuno si è fatto Sport Senza Barriere nel suo comune. Sì. Ecco, invece di fare squadra hanno capito l'importanza dell'iniziativa. Qualcuno ha partecipato, qualcun altro no, e se l'è fatta lui perché devo avere la visibilità. Ecco qua che arriva Zanatta, è là il grande problema. Quest'anno, ad esempio, che abbiamo appena fatto il primo incontro per il villaggio delle associazioni per il 2026. Tu parli di Silea? Ma il villaggio delle associazioni è aperto a tutte le associazioni, non è aperto solo a Silea, anzi più associazioni intervengono. Eravamo andati là perché Treviso non aveva dato risposta, ve lo dico io. Quest'anno stanno organizzando in maniera diversa, viste le esperienze precedenti, e sicuramente verrà fuori qualcosa di positivo. Ma io mi chiedo, perché non facciamo intervenire la Regione? Perché non chiediamo alla Regione di venire e vedere cosa sta succedendo nel territorio? Secondo me questa può essere una buona proposta che la proporrò all'assessore Biasin, di fare intervenire la Regione proprio al villaggio delle associazioni perché si rendano conto di cosa stiamo facendo. Ma non è che per forza dobbiamo farlo a Silea, il villaggio delle associazioni, possiamo farlo anche a Mogliano, possiamo farlo anche a Casale, cioè possiamo fare anche un villaggio itinerante, non è che dobbiamo riproporlo sempre nel posto dove l'abbiamo fatto per farci con noi. Io farei un villaggio delle associazioni itinerante. Cosa ne pensa, Presidente Criveller? Ma assolutamente è un'ottima idea, nel senso che è un modo anche per coinvolgere i vari comuni e in qualche maniera costringerli, tra virgolette, a un po' a interfacciarsi fra di loro.
Perché il limite, parliamoci chiaro, è quello che tendenzialmente vengono fatte delle cose e qui entra la politica, nel senso che c'è un po' la preoccupazione che sia un buon modo di porsi, no? Per un discorso di immagine, eccetera, di cosa degli amministratori che sono in carica, perché poi prima o dopo ci sono delle elezioni o altro. Vedete, voi state ascoltando a casa, lo so che siete in tanti, perché lo so. Il problema è che lo stiamo facendo per voi, per dare dei servizi a quelle persone che non riescono. Prima avete sentito le telefonate, Nadia, Cristina, Stefano, Adriana. Queste sono situazioni che noi dobbiamo risolvere per voi, perché non è che lo facciamo per noi, per diventare più grandi, più belli, lo facciamo per dare un servizio alla comunità che manca. Certo. Manca, perché la politica sta andando da tutta un'altra parte, non c'è niente da fare. E il sociale non è nella loro direttiva d'arrivo, non c'è, non gli interessa. Allora dobbiamo spingere, ecco perché il regionale, Presidente, perché parte da là, perché il RUNTS non è che lo facciamo in comune, lo facciamo in regione, certo. Cioè paghiamo per fare i volontari, ma i soldi dove vanno a finire? Perché dobbiamo pagare? È là che si concentra il nostro mondo, che poi naturalmente con i sindaci e gli assessori al sociale che abbiamo nel territorio si continua a cercare di dialogare, ma se trovi un muro, una barriera, non c'è nessuna parte. Non è che Zanotta, la politica deve fare un passo a lato e lasciare chi di dovere che si occupi di questo? Chi è chi di dovere? Perché sembra che abbiamo sti carrozzoni di dovere o no? Ci sono troppi carrozzoni ecco. Che vengono, che molte volte lo fanno solo per farsi vedere e non si abbassano a vedere la realtà di chi ha bisogno, perché io faccio volontariato anche in altri ambiti ed è una lotta, perché vedere tutte queste persone che hanno bisogno e poi sentirsi dire che c'è anche altro da cui pensare o che c'è qualcun altro che devi pensare, cioè non viene presa in carico la persona e portata da chi può risolvere i problemi. Molte volte vengono lasciate da sole, eppure sì, le compatiamo e poco più. Ecco, sì. Allora andiamo a Udine, andiamo a vedere questa giornata del volontariato. Un percorso partecipato tra Regione e rappresentanze del terzo settore per una revisione della legislazione in materia di volontariato. L'appuntamento che ha riunito questa mattina a Udine rappresentanti e attivisti del terzo settore, addetti ai lavori e un ampio parterre di interlocutori. Principale tappa di avvicinamento alla giornata del volontariato 2025 del 5 dicembre, un percorso sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia che vivrà a Gorizia i suoi momenti più salienti. Il meeting è anche l'occasione per riflettere sullo stato di salute del volontariato nel Paese e in Regione. Un mondo che paga anch'esso pedaggio alla crisi demografica e forse a un minor appeal tra le giovani generazioni. Tra gli interventi quello del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, che ha spiegato il concetto della doppia gamba della democrazia. Dobbiamo andare verso un welfare generativo che viene appunto reso possibile dall'incontro, ad esempio in un condominio, tra una persona anziana e uno studente. Lo studente occupa la stanza, ma oltre che occupare la stanza di un affitto calmierato, magari aiutato dal comune, invece lo aiuta magari a fare la spesa o a comprare i medicinali. Ecco che quindi è un welfare sempre di sostegno alla persona, ma basato sulle relazioni che vengono generate appunto dall'incontro magari tra le persone più anziane e quelle più giovani. Significa mettersi a disposizione del prossimo, dare una mano, cercare in qualche modo o di tenere viva la propria comunità o di aiutare chi si trova in difficoltà o di permettere ai giovani di fare sport o di promuovere la cultura, la storia. Cioè il volontariato ha talmente tante sfaccettature che va ringraziato a tutti i livelli, perché comunque senza il volontariato la nostra regione sarebbe sempre più povera. Per fortuna comunque abbiamo un volontariato forte che permette a noi istituzioni di poter essere sereni nel sapere che sui territori c'è qualcuno che porta avanti quello che è fondamentale, cioè i legami all'interno dei territori e delle comunità, cercare in qualche modo di portare avanti le memorie, cercare di tenere vicino le persone, cercare in qualche modo di fare squadra. Ecco, noi come istituzioni siamo parte di questa squadra, lo siamo con grande convinzione. Allora, quello che abbiamo visto sono ancora una volta i diversamente giovani, ma perché non invitare le scuole
Allora, io ho detto anche l'altro giorno, Presidente Criveler, che se noi chiediamo di venire il sabato alla domenica alle scuole non si può, perché i ragazzi sono a casa, sono le famiglie che devono portarli, però vedere che arriva la fiamma olimpica, alla domenica le scuole c'erano. Allora vuol dire che qualcuno, se dà il via politicamente, la scuola arriva, e se no non arriva. Non le sembra che sia il caso invece di dire a questi politici che devono obbligare a partecipare a questi incontri che sono veramente importanti per far capire l'importanza del volontariato ai giovani, che se no come facciamo? Cioè, venite a scuola? No, sono loro che devono partecipare quando c'è un convegno importante oppure una discussione che parla proprio delle fragilità. Prego, Presidente. No, sicuramente questa è una cosa assolutamente opportuna e doverosa da fare, perché effettivamente è chiaro che ci deve essere un'interlocuzione molto attiva fra appunto i diversamente giovani e le generazioni che vengono avanti, assolutamente. Ma mi permetto anche di evidenziare, per esempio, che un grosso fronte d'impegno che noi, per esempio, cerchiamo di andare, ma i giovani in questo ci potrebbero anche aiutare molto, per esempio adesso è aiutare le persone che hanno a che fare, che dovranno, per esempio, a fine luglio, 3 di agosto per esattezza, tutti dovranno cambiare, coloro che hanno la carta d'identità vecchia la devono cambiare, devono fare la CIE, carta d'identità elettronica. Io ieri mattina ho accompagnato una signora anziana di 84 anni allo sportello del comune di Treviso per fare questa cosa qui, perdendo 3/4 d'ora, perché l'appuntamento, poi il biglietto, poi cosa. Ma queste persone, in questo caso di 84 anni, che non era in grado di deambulare da sola, vanno accompagnate, cioè ci rendiamo conto, si fa la norma, si dice entro il 3 di agosto cambiare tutto, benissimo. E chi va a prenderle? Una cosa. Altra cosa è il tema che è legato anche alla sicurezza, eccetera, in cui le persone stanno chiedendo disperatamente di essere aiutate. Tutto il tema della sicurezza. Siamo tutti bombardati con sto affare qua, che sta arrivando delle cose incredibili, che gli esempi che poi arrivano sulla stampa abbiamo visto anche l'altro ieri, perché capita che ogni tanto qualcuno, per fortuna, riesce, ma veramente ci sono dei pericoli. E su questo i ragazzi giovani potrebbero essere fondamentali nell'aiutare una generazione che è quella, chiamiamo diversamente giovane, che comunque non è nata nel segno della digitalizzazione. Ma deve anche difendersi da questi strumenti. Lo sa che noi a sabato facciamo lezioni di sicurezza proprio per far capire l'importanza del cellulare e di cosa schiacciare, cosa non schiacciare, le icone cosa sono, cosa va messo e va capito. Questo l'informatico ha detto quante icone possiamo togliere dal telefonino che non servono, che ci fanno solo confusione. Perciò noi tutti i sabati dalle 11:10 alle 11:45 facciamo lezioni di sicurezza con l'informatico, perché abbiamo capito l'esigenza. Però Zanatta, c'è chi capisce l'esigenza fin là e dopo va da un'altra parte, che è quelli che dovrebbero dirigere il traffico delle associazioni di volontariato, o sbaglio? È sempre questo problema del coordinamento che non c'è e nessuno si interessa per poterlo organizzare. Cioè, lasciare le associazioni da sole purtroppo non sanno come muoversi, fanno il loro, punto. Per quanto riguarda il discorso truffe, chi è che insegna sui social tutti i messaggi che escono, che sono tantissimi di truffe? Beh, classico, ho visto dei messaggi di persone che sui social come membro anonimo chiedono aiuto perché non sanno come venire fuori. Com'è possibile? Cioè, quella per forza è una truffa. Ci sono 1000 associazioni di tutti i tipi, ma forse non le conoscono, allora rientriamo su quel problema. Cioè, se non c'è un coordinamento che spiega alle persone se hanno bisogno dove andare, queste... Allora io vorrei chiedere alla regia se invece dell'assegno questa mattina, visto che è la giornata della memoria, oggi dobbiamo ricordare, io l'ho ricordata anche 2 giorni fa, anche ieri con la canzone che abbiamo iniziato questa trasmissione, perché è una giornata importante, una giornata come tutti i giorni dove muoiono tantissime persone. Ripeto, abbiamo 77 guerre nel mondo, perciò pensate anche in questo momento
quanti civili, quante persone che non c'entrano niente ci lasciano la pelle perché qualcuno ha deciso che il territorio va recuperato come con la guerra, ecco, che si espande sempre di più questa mania di persecuzione che hanno questi grandi della terra di andare sempre più avanti perché stanno stretti dappertutto e sì che ne hanno tanti. Perciò io ringrazio veramente i miei ospiti, grazie veramente a Marcello Criveler, Presidente Associazione Coordinamento Volontariato Treviso Sud, grazie a Antonio Zanata, volontario del coordinamento, e noi andiamo a ascoltare questa canzone per ricordare quello che è successo e non dimenticare. Vediamo se parte la canzone.